Direi di iniziare. Apriamo il collegamento e premiamo la puntualità. Grazie a tutti, buongiorno a tutti, grazie di aver aderito a questa proposta online. Io sono Tagliaferro, sono qui alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, sede di Mestre, insieme al nostro segretario generale, dottor De Stefani, per dare un segno anche di ripartenza. Siamo in pochi, ma sul pezzo. E ringrazio moltissimo i nostri relatori istituzionali e anche tecnici che hanno voluto dare il loro contributo oggi in questo focus formativo dedicato proprio alla nuova politica di coesione 21-27. Ciò di cui tutti parlano, ma non sempre con tutti gli aggiornamenti, perché è un percorso. Quindi abbiamo qui con noi il presidente dell'Unione Camere Regionale, il dottor Pozza, abbiamo il nostro presidente Massimo Zanon, Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, abbiamo Massimo Sabatini con noi, già direttore dell'Agenzia Generale per la coesione territoriale, quindi in qualche modo ha seguito a origine il percorso della nuova programmazione, quindi la chiusura diciamo del settennato 2014-2020 per quello che è la principale politica dell'Unione Europea, perché alla politica di coesione va circa un terzo del bilancio dell'Unione Europea. Questo la rende così attrattiva e interessante per i territori che la devono poi sviluppare e mettere a terra come policy. E poi abbiamo gentilmente con noi anche il dottor Santoromano, che già ci ha preavvisato dovrà assentarsi alle 3 per poi ritornare con noi per una seduta di giunta, quindi un piccolo cambio di programma, ma per poi essere un po' più tranquilli quando rientra, in modo che non abbia la fretta di doverci lasciare. E abbiamo qui con noi anche due tecnici, quindi Italo Caldoni ed Edison Sommariva, rappresentanti un po' portavoce del territorio, quindi di quello che si muove come dibattito, anche come esigenze delle imprese. Ma insieme a me, diciamo, c'è Marilina Labia, quindi co-moderatrice e co-padrona di casa, direi, perché in qualche modo il sistema camerale lavora insieme su questi temi, per cui c'è un bellissimo progetto che è partito nel 2018, mi corregga, ma in qualche modo monitora lo sviluppo appunto della programmazione, anche dei fondi strutturali e della politica di coesione, e ha ascoltato costantemente la voce delle imprese. Non rubo altro tempo per poi entrare nel dettaglio man mano e sviluppare il tema. Lascio la parola a Mario Puzza, presidente di Unione Camere del Veneto. Prego, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti, ai relatori, ovviamente a chi ci ascolta e chi ci vede tramite il web, questo strumento molto prezioso in questo periodo di pandemia, ma soprattutto direi strumento che permette a tante imprese, come lo siamo oggi presenti a questo web, di partecipare a delle opportunità. Come è stato evidenziato nella presentazione, non tutti conosciamo i meccanismi di questi finanziamenti, di questi progetti, ed è fondamentale per poterli mettere a frutto. Tant'è vero che l'Italia è uno dei paesi che maggiormente paga lo scotto di non consumare, tra virgolette, tutte queste potenzialità che ci sono dati tramite i finanziamenti europei. Quindi ringrazio il Presidente Zanon proprio per aver messo in campo questa giornata di oggi, questo web, e ovviamente al sistema camerale veneto, ma in particolare alla Camera di Venezia e Rovigo. Direi che il sistema camerale, assieme alla Regione Veneto, sta lavorando molto su queste opportunità, come ho detto, perché sono strategiche per il rilancio, perché si sta lavorando proprio in prospettiva di un settennato molto importante, e credo che le Camere di Commercio, che sono lo strumento, il braccio operativo del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Veneto, avete visto quanto in questi mesi abbiamo collaborato con la Regione proprio per essere vicini alle imprese con provvedimenti a sostegno, con i bandi, e credo che è il nostro compito come sistema camerale di essere al vostro fianco, di essere al fianco con le istituzioni, e quindi abbiamo subito dato la disponibilità come sistema Veneto, come Unione Camere e come Camere di Commercio territoriali, proprio per far sì che queste progettualità possano essere messe a conoscenza e siano appetibili per quello che concerne lo sviluppo e il finanziamento che la Comunità Europea mette a disposizione. È un lavoro che si sta facendo a livello nazionale, quindi si sta lavorando molto sul sistema nazionale proprio per questo compito che le Camere di Commercio hanno di promuovere l'economia in tutti i suoi aspetti, e questo ovviamente lo si ha grazie all'interazione che si ha con la nostra regione.
Credo che la giornata di oggi sia fondamentale per capire proprio questi meccanismi, che sono dei meccanismi molto complicati, a volte anche sono meccanismi che per i tecnici stessi sono difficili da mettere in campo. Il lavoro di oggi che viene presentato è un lavoro conseguenziale a oltre 5 tavoli, mi sembra, che sono stati messi in campo, a cui abbiamo partecipato, e credo che effettivamente adesso si possa partire e sviluppare con questi progetti con cognizione di causa. Credo che l'attività che noi faremo nei prossimi mesi sia sempre quella di sostenere, credo sicuramente di continuare a sostenere queste iniziative, perché sono iniziative strategiche per un territorio come il nostro, che ha un ruolo nello sviluppo del paese, perché non dimentichiamoci, siamo la seconda economia regionale a livello nazionale dopo la Lombardia. Esportiamo il 50% delle nostre produzioni, siamo in una terra di confine, ma siamo il centro, assieme a regioni evolute come la Baviera o il Tirolo, evolute nel sistema economico europeo. Quindi non vogliamo assolutamente passare direi e perdere i gradi, che così ce li siamo guadagnati, ma li ha guadagnati la nostra economia e i nostri imprenditori. Chiediamo ancora un sacrificio di sofferenza, ovviamente, di uscita dal Covid. Nei prossimi giorni pubblicheremo, avete già avuto dalle anticipazioni dalla Regione Veneto e anche da alcune associazioni di categoria, nel caso specifico della Industria Veneto Centro, sulle prospettive dell'economia, sui dati. Lo faremo tra pochi giorni anche noi assieme a Veneto Lavoro, proprio per dare insomma un'informazione su quanto sta lavorando l'economia. Sono dati, insomma, come dicevo, che ci fanno sperare bene, sono positivi. Questo lavoro lo si fa grazie anche alle associazioni di categoria, fondamentali, perché uno dei motivi per cui noi dobbiamo essere orgogliosi, e questo lo rivendico ogni volta, è la fidelizzazione che c'è delle nostre imprese alle associazioni di categoria, direi strategiche nel mettere in campo progettualità, di condividere nel caso specifico con le camere di commercio, con Unioncamere, le operazioni e quindi tutte quelle attività che possono essere messe a disposizione delle imprese associate e non associate. E un grazie ovviamente va alla Regione Veneto, come ho detto prima. Questa collaborazione che ogni giorno direi si incrementa sempre di più, perché, come dicevo, è anche non solo un segnale, ma un'attenzione, ma è un dovere che le istituzioni pubbliche si parlino tra di loro e collaborino tra di loro in momenti di difficoltà, di crisi come abbiamo da 15 mesi a questa parte. Stiamo vedendo la luce del tunnel con questi vaccini che stanno arrivando, e credo che l'attività anche che le camere di commercio assieme alla regione e alla comunità europea con i nostri uffici di Bruxelles saranno elementi per la ripartenza. Un grazie ancora a tutti quanti voi, vi auguro buon lavoro e do la parola alla regia. Grazie. Grazie Presidente Pozza. Mi permetto di aggiungere lo spot promozionale, che è molto istituzionale. Ho qui con me la guida ai finanziamenti comunitari, perché è appena stata pubblicata, quindi è un prodotto di Unioncamere Veneto, Eurosportello Veneto, nell'ambito della Europe Direct, che è la rete informativa per i cittadini dell'Unione Europea, e che Unioncamere insieme al Comune di Venezia e anche al centro Europe Direct della provincia di Verona hanno realizzato, e dà già tutta l'impostazione, insomma, sul quadro di finanziamento proprio per il prossimo settennato. Quindi è molto utile e istruttiva, disponibile online. La manderemo anche ai partecipanti linkata, visto che insomma può essere già uno strumento di orientamento. Grazie, e lascio la parola invece al nostro Presidente Massimo Zanon. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a tutti i relatori e al nostro staff di Camera Venezia Rovigo, che si è dato molto da fare per creare questa occasione che io ritengo assolutamente epocale per quanto riguarda l'obiettivo, che non è quello di continuare a parlare tra poche e assolutamente imprese già abituate a lavorare rispetto a bandi e a strutture che hanno già delle iniziative in corso, ma noi vorremmo riuscire a spingere sempre di più la collaborazione tra mondi diversi,
tra categorie che rappresentano assolutamente mondi diversi, ma che fanno parte, se riusciamo a mettere insieme queste volontà e questi obiettivi di sviluppo, di una forte attrattività per il settore di chi ci viene a trovare i nostri territori, e nello stesso tempo anche dar la forza alle piccole imprese di fare il salto per diventarlo un po' meno piccole. Corriamo rischio, lo sentiamo in qualsiasi altra occasione quando si parla dei nostri piccoli difetti di Sistema Italia, è che siamo troppo piccoli. Bene, essere piccoli secondo me è un difetto se uno pensa di rimanerlo tutta la vita. Non lo è se invece cerca di sviluppare. Per farlo spesse volte utilizzando quelle che sono anche le tecnologie. Oggi parlare di digitale lo possono fare i grandissimi, ma lo possono fare anche le imprese più in fase di sviluppo. Quindi la giornata di oggi serve a stimolare il mondo più in maniera ampia e rappresentativa di tutte le imprese che in provincia di Venezia, ma chiaramente parliamo di Veneto come territorio di nostra appartenenza, e Rovigo altrettanto come Venezia, dobbiamo fare in modo che non si sentano tagliate fuori, dando i servizi e le risposte ogni volta che vengono chieste. Poi il tavolo dei relatori oggi è di un livello assolutamente nazionale, ci permette di poter rendere più facile anche questo tipo di informazione, che è un'informazione che spesse volte fa prendere un po' di panico e uno scappa prima ancora di sapere esattamente di cosa si tratta. L'altro aspetto è quello legato invece a evitare di arrivare al 2027 a fare i bandi perché abbiamo ancora dei fondi da spendere, ma possibilmente iniziare da subito. Vorrebbe dire che noi in tutto questo periodo svilupperemo di più imprese e vinceremo un po' di più la gara della concorrenza, perché nessuno può rimanere fermo per i motivi prima del Covid, ancora meno lo può rimanere oggi con questo momento di terreno ancora molto sdrucciolevole su cui tutti ci muoviamo. Quindi senza pensare ai miracoli, ma volendo assolutamente continuare a immaginare un mondo positivo per le imprese e per chi noi rappresentiamo, indubbiamente ringraziandovi di quello che riusciremo a fare non solo oggi, ma da oggi in poi, penso che questa sia un'occasione importante. Faremo in modo sempre di più di far arrivare a chi oggi ancora non è collegato, perché sappiamo che nonostante tutto, anche se partiamo tutti con la possibilità di essere informati da casa o dai nostri uffici o dalle nostre imprese, è sempre un motivo per dire non è il momento giusto, ma noi dobbiamo continuare a ricercare un dialogo con tutti per stimolare le imprese ad essere il più possibile consapevoli che noi facciamo bene come sistema camerale il nostro lavoro e le associazioni sono utili per le imprese, visto che tutti noi poi, io, Pozzano, ma tutti i presidenti rappresentiamo anche associazioni. Grazie e buona giornata a voi. Grazie Presidente Zanon, e terremo conto di queste indicazioni. Prima di tutto anche rendendo fruibile questo seminario in YouTube, il nostro canale, insomma nei social daremo il link per cui sarà possibile rivedere le informazioni contenute e dare la massima informazione, proprio perché ci troviamo nel momento della consultazione pubblica di Regione Veneto con il territorio. Ecco, io come avevo anticipato chiedo aiuto a Marilina Labbia che come collega del sistema camerale per Sicamera è responsabile nazionale del progetto SISprint e insieme a lei appunto andiamo ad introdurre poi l'intervento di stamattina. Prego. Eccomi, buongiorno a tutti. Anche da parte mia un ringraziamento a voi, agli organizzatori, ai partecipanti, insomma a questa squadra che considero di colleghi, soprattutto per il lavoro che dobbiamo andare in qualche modo a portare avanti. Sono grata peraltro per avermi dato il compito di accompagnare questa riflessione che sono convinta sia per i contenuti ma soprattutto per i partecipanti che vedo numerosi e per la qualità dei relatori, insomma porterà secondo me degli spunti interessanti e delle sollecitazioni molto utili. Sottolineo in questo momento, come hanno fatto i presidenti, in cui le istituzioni sono impegnate proprio a scrivere quello che sarà il programma poi dei lavori per il prossimo ciclo di programmazione.
Io insomma vi accompagnerò in questa riflessione partendo dall'esperienza di un progetto particolarmente importante per il sistema camerale, per l'esperienza che attorno a questo progetto è stata sviluppata, è il progetto Sinsprint, richiamato già nelle premesse, un progetto promosso proprio dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Quindi il dottor Sabatini lo conosce, con l'Agenzia abbiamo costruito questo percorso e portato avanti sino a marzo, che è la data di formale conclusione del progetto stesso. Mi permetto di dire che sono in corso riflessioni proprio in questi giorni con l'Agenzia per rilanciare una nuova edizione del progetto, e questo credo sia insomma un risultato che va diciamo, grazie al contributo veramente di tutti. Progetto che è vero che è stato gestito dall'Unioncamere Nazionale, ma che ha potuto conseguire i suoi risultati grazie al lavoro della nostra rete delle Camere di Commercio sul territorio, le nostre 20 antenne territoriali, una per ogni regione, e che ha visto proprio l'impegno fattivo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo in stretta collaborazione con Unioncamere Veneto come punto di riferimento appunto sul territorio veneto. E in qualche modo con questo progetto noi abbiamo voluto in qualche modo sottolineare una modalità nuova anche di lavoro tra istituzioni, che è proprio quella a cui i presidenti facevano riferimento, una più stretta governance tra istituzioni a beneficio proprio di quelle che possono essere poi gli interventi da declinare, vi chiedo scusa, a favore delle imprese. Sinsprint si è proprio posto l'obiettivo di attivare dei processi virtuosi che potessero in qualche modo contribuire a favorire lo sviluppo di capacità istituzionale, a facilitare un approccio di rete tra gli stakeholder proprio per una migliore governance degli interventi e soprattutto a promuovere una progettualità qualificata. In che senso? Proprio perché partendo dalle esigenze specifiche delle imprese di un determinato territorio potesse essere uno strumento, diciamo, coerente all'offerta da parte delle pubbliche amministrazioni. E è una sfida che in qualche modo riteniamo insomma, di aver conseguito un ruolo anche diverso delle nostre Camere. Lo diceva prima uno dei presidenti, da sempre su questo tema, ma che soltanto negli anni più recenti in verità stanno agendo poi un ruolo particolarmente attivo in tale direzione, attivando gli opportuni contatti, relazioni, in particolare con l'ente regionale. E concludo diciamo, questa brevissima introduzione dicendo che utilizzerò proprio alcuni dei dati più recenti di questo percorso progettuale che derivano da una imponente survey realizzata presso le imprese, oltre 32.000 imprese sul territorio nazionale, e che in una fase proprio di post pandemia ha inteso in qualche modo andare proprio a verificare non solo quale fosse ovviamente lo stato dell'imprenditorialità, in questo ci ritroviamo in molte insomma delle letture che gli interlocutori di questo tavolo hanno portato avanti, ma soprattutto quali sono proprio qual è il loro approccio dinanzi alle risorse comunitarie, qual è stato l'utilizzo che ne hanno fatto, quali sono le loro prospettive rispetto al ciclo di programmazione nuova, con l'obiettivo, diciamo, legato alle competenze naturalmente del sistema camerale, di portare un contributo di analisi da una parte, di sollecitazione e di stimolo per in qualche modo orientare gli interventi del nuovo ciclo di programmazione. Se mi consentite veramente 30 secondi, mi piace qua ricordare dei dati che ieri insomma, mi sono capitati sotto mano, ma che i presidenti sicuramente conosceranno perché fanno parte insomma, dei dati presentati all'Assemblea, dove l'Unioncamere e il Centro Studi Italia Carne hanno sottolineato proprio quanto sia importante
il ruolo del lavorare insieme delle istituzioni, con uno slogan proprio: quando le istituzioni diventano dei fattori produttivi. E in particolare proprio è stato verificato che la interazione positiva con la pubblica amministrazione aiuta, porta ad un incremento della quota di imprese che vendono all'estero, passando da un 45 al 62%, e la quota delle imprese che investono nel digitale e nella sostenibilità ambientale. Concludo dicendo, quindi sembrano almeno esserci tutte le condizioni in questo territorio, proprio grazie a questa rete di governance istituzionale, perché il tessuto produttivo possa trarne tutti i benefici che merita. Detto questo, io restituisco alla collega la parola e ci riaggiorniamo a dopo l'intervento del dottor Sabatini a questo punto. Grazie alla dottoressa Labia. Io passo direttamente la parola a Massimo Sabatini. Ci piaceva dare questa visione d'insieme perché è un lavoro di gruppo con l'Agenzia di Coesione che è stato fatto. Adesso Massimo Sabatini è uscente nel suo ruolo, ma può portarci l'esperienza e soprattutto passare il testimone ai territori, ecco, su questo percorso che ha visto fin dall'origine. Prego, a lei la parola. Grazie, grazie alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, a Union Camere, presidenti Pozza e Zanon per questo invito. Come veniva ricordato, io sono stato fino a qualche giorno fa alla guida dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che ha, diciamo, è l'amministrazione, l'agenzia che anche ha promosso il progetto Seasprint tramite il programma operativo Governance. E quindi, diciamo, l'agenzia ha sempre avuto nel corso di questi anni, nel corso degli ultimi mesi, soprattutto sotto la mia responsabilità, un'attenzione particolare a questo, al tema cioè del coinvolgimento degli interessi nella attuazione e nella definizione prima e nell'attuazione poi delle politiche di coesione. Questa peraltro è una sensibilità che io ho particolarmente sviluppata. Prima di fare il direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ero anch'io parte di un'organizzazione di rappresentanza degli interessi imprenditoriali, quindi diciamo che la necessità di fare entrare con forza il punto di vista degli attori, di tutti gli attori coinvolti nella politica all'interno dei meccanismi di programmazione e di attuazione è un tema che ho sempre considerato centrale e che, insomma, i fatti ovviamente stanno mostrando come diventi sempre più necessario. Quindi con particolare piacere ho accettato di partecipare a questo seminario proprio perché ci porta al centro di una delle questioni chiave di questo periodo. Questo seminario è dedicato alla politica di coesione 21-27, ma anche diciamo, ci dà l'opportunità anche di fare un po' il punto su come questa tematica, questa politica si colloca in una, diciamo così, in uno scenario più complesso e molto articolato, che sia dal punto di vista delle risorse sia dal punto di vista degli strumenti. Il momento è quello giusto perché sappiamo tutti, l'Italia ha appena presentato la proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione europea e questo è il momento in cui si definiscono sia la cornice programmatica nazionale sia a livello regionale i singoli programmi operativi dei fondi strutturali del periodo 21-27. Diciamo, è importante che appunto la tematica della programmazione 21-27 venga collocata correttamente all'interno di uno scenario più complesso perché quello che abbiamo di fronte è un pacchetto di stimoli all'economia veramente senza precedenti, è composto di molti tasselli per tutta Europa, ma soprattutto per il nostro paese che finisce per essere uno dei principali beneficiari di questo pacchetto di risorse, che vale per quanto riguarda il nostro paese complessivamente più di 250 miliardi di euro solo di risorse europee. Per fare cosa? Beh, per rilanciare gli investimenti, perché la chiave dell'uscita dalla pandemia a livello europeo viene identificato proprio in questo, cioè nella capacità di far ripartire gli investimenti privati e pubblici dopo quello che è stato uno sconvolgimento epocale
dei nostri sistemi economici. E, dicevo, un pacchetto molto rilevante che è composto per larga misura dal piano di ripresa e resilienza. Sono oltre 190 miliardi di euro per questo piano. Principalmente si tratta di prestiti. Sono 122,6 miliardi di euro di prestiti al nostro paese, e in parte risorse in conto capitale, quasi 70 miliardi di euro, 68,9. A questi ricordo che il governo ha aggiunto un fondo per investimenti complementari che vale circa 31 miliardi di euro, un po' per accompagnare le risorse derivanti dai prestiti, un po' anche per trovare copertura finanziaria agli investimenti che sono rimasti privi di questa copertura e che pure avrebbero meritato di essere inseriti nel PNRR. Ma di questo pacchetto fanno parte anche 13 miliardi e mezzo di un'iniziativa prevista dalla Commissione europea che si chiama React EU, e oltre 43 miliardi di euro che sono per l'appunto le risorse della politica di coesione 2021-2027, che fanno del nostro paese il secondo beneficiario a livello europeo di queste risorse dopo la Polonia. Peraltro bisogna ricordare che a queste risorse vanno aggiunte anche quelle nazionali del fondo complementare citato, ma anche del cofinanziamento nazionale e regionale dei programmi operativi e quelle nazionali della politica di coesione. Insomma, il quadro delinea uno sforzo finanziario e di conseguenza amministrativo veramente straordinario. E peraltro è straordinario soprattutto perché in gran parte queste risorse vanno utilizzate in tempi molto ravvicinati, a cominciare da quelle di React EU che, ricordo, vanno utilizzate interamente entro il 2023. E anche perché dal punto di vista amministrativo, progettuale e attuativo sono sostanzialmente 6 percorsi che contemporaneamente diciamo così, fanno più o meno, e questa è la chiave, più o meno le stesse cose, e cioè il triennio conclusivo del periodo di programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, e per chi ce li ha anche dei cosiddetti programmi complementari. Come ho detto, l'utilizzo di React EU, e anche questo, diciamo così, sia il 14-20 sia React EU da concludere entro il 2023, l'avvio della nuova programmazione 21-27, l'avvio e l'attuazione del PNRR, ma anche questi due processi che sono tutti nazionali, e cioè quello che io chiamo l'anno 1 del Fondo Sviluppo e Coesione dopo il riordino. Ricordo che negli ultimi mesi del 2020 si è concluso un processo molto lungo che ha portato a includere in un unico strumento, il Piano Sviluppo e Coesione, tutte le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate a ciascuna amministrazione a partire dal 2000. Sono risorse molto importanti, sono state censiti oltre 78 miliardi di euro di investimenti in corso, di cui soltanto, diciamo, o solo per il momento 18 miliardi effettivamente erogati, quindi significa che c'è una montagna di attività amministrativa che va accompagnata e completata anche per dare gambe a questo strumento, ma anche ovviamente l'avvio della nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, e parliamo di risorse anche in questo caso imponenti, sono 50 miliardi di euro dalla legge di bilancio 2021 e 15 miliardi del decreto 59 del 2021 che è stato appena approvato la scorsa settimana diciamo, integra la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione. Tutto questo che cosa ci dice? Che per la prima volta dopo tanti anni in Europa, ma soprattutto in Italia, ci sono le condizioni per una inversione di tendenza sostanziale nel contributo pubblico dell'economia, all'economia anzi. Qui ce lo ricorda proprio il PNRR, che fa una comparazione sul ventennio 1999-2019 e fa vedere come gli investimenti totali in Italia in questo periodo sono cresciuti del 66%, mentre nello stesso periodo nell'area dell'euro gli investimenti sono cresciuti del 118%, cioè sostanzialmente del doppio. Questo che cosa significa? Che se poi andiamo a scavare un po' meglio ci accorgiamo che mentre
diciamo, la quota degli investimenti privati in questo periodo effettivamente ha continuato la sua crescita, quella degli investimenti pubblici in realtà è andata scendendo ed è passata dal 14,5% degli investimenti totali del 1999 al 12,7% nel 2019. Quindi vuol dire che la curva degli investimenti pubblici ha visto un calo costante a partire dal 2000. Sappiamo che in molti casi l'aggiustamento dei conti pubblici si è diciamo, ottenuto purtroppo proprio attraverso un contenimento della spesa per gli investimenti. Per la prima volta dopo tanti anni il problema quindi non è più quello delle risorse, ma diventa diciamo quello di come vengono utilizzate queste risorse. E ci sono due profili che sono rilevanti. Il primo è quello della complementarietà e il secondo appunto è quello dell'attuazione. Complementarietà perché? Perché abbiamo visto, abbiamo tanti contenitori finanziari in campo ed è fondamentale che ciascuno di questi contenitori abbia, come dire, una sua missione, cioè abbia sia chiaro che cosa fa ciascuno di questi strumenti. E attuazione perché chiaramente noi ci troviamo di fronte alla necessità di scegliere con cura gli interventi che andiamo a finanziare, non soltanto nella misura in cui riescono a, diciamo così, a raggiungere determinati obiettivi, ma anche rispetto alla loro fattibilità e alla loro capacità di realizzarli. Avete visto insomma anche il dibattito che c'è stato sulla stampa nel corso di questi ultimi mesi. In realtà molti investimenti che venivano proposti si scontravano proprio con questa, diciamo, con questa esigenza, cioè con il tempo e la loro maturità rispetto alla possibilità di essere realizzati con i tempi della programmazione europea. E quindi diciamo questo è il motivo per cui l'attuazione diventa l'altro tema decisivo in questo momento. E allora, molto rapidamente, come abbiamo visto, il primo percorso è quello della programmazione 2014-2020. Faccio un passo indietro perché questo, diciamo così, sembra come dire, un capitolo chiuso, mentre in realtà diciamo, è il principale capitolo che è in grado di dare una scossa immediata all'economia. Qui c'è una sfida grandissima che è costituita dal completamento degli interventi che sono già stati avviati e dalla realizzazione, dalla rendicontazione delle spese per l'emergenza, per il contrasto all'emergenza che sono state introdotte nella programmazione dei fondi strutturali grazie alla riprogrammazione Covid del 2020. Allora, qui qual è la situazione? Secondo i dati dell'IGRUE gli impegni sono arrivati al 77,5%, i pagamenti al 47,2% del totale. Vuol dire in valore assoluto che è stato impegnato 39 miliardi di euro circa su 50 di dotazione e i pagamenti sono arrivati a poco meno di 24 miliardi di euro. È tanto? È poco? Beh, diciamo intanto che non è molto diverso da quello che fanno gli altri paesi, perché il dato italiano vede una spesa del 49% in media per il FESR e del 46% del Fondo Sociale Europeo. Quello medio europeo è pari al 51% per il FESR e al 54% per il Fondo Sociale Europeo. Tra l'altro la Regione Veneto è esattamente in linea con questi dati perché secondo i dati dell'IGRUE i pagamenti sono arrivati al 48,8%. Quindi diciamo, sostanzialmente noi siamo nella media europea. Quindi quello che fa la differenza che cos'è? Naturalmente è la qualità di quello che viene realizzato. L'impegno rimane comunque gravoso perché negli ultimi anni rimangono da certificare spese per oltre 26 miliardi di euro. Per il Veneto questo significa circa 700 milioni di euro di interventi da realizzare e da portare a rendicontazione. Ma è importante sottolineare questo, cioè che l'Italia ha tutte le potenzialità e le capacità per portare a termine questa programmazione e di conseguenza anche tutti quegli altri diciamo così, percorsi che abbiamo accennato. Ovviamente più questi aumentano di intensità, di dimensione, più aumentano le sfide, più la capacità di metterle in campo diventa decisiva. E allora
Quanto riguarda invece gli altri contenitori, React-EU, solo qualche battuta. Se il 14-20 avrà di fronte la sfida di completare l'attuazione dei programmi finanziati e di portare a termine le spese per l'emergenza, React-EU è un po' un ponte tra la vecchia e la nuova programmazione. Che cosa fa quindi? Beh, un po', diciamo, permette di continuare quell'intervento emergenziale che serve ancora in questa fase a sostegno dell'economia, della società, dell'occupazione, ma anche delle spese sociali per far fronte alle, come si dice, alle esigenze di sostegno alle fasce più deboli della popolazione, ma già inizia a guardare a quelle che sono le caratteristiche strutturali della ripresa che abbiamo di fronte. E quali sono queste caratteristiche su cui la Commissione europea insiste molto? Innanzitutto la doppia diciamo, sfida della transizione, cioè la transizione diciamo, energetica, e quindi la transizione ambientale, la sfida della sostenibilità, e la transizione digitale, che abbiamo visto essere decisiva durante il periodo della pandemia e su cui l'Europa ha deciso di puntare tutte quante le sue carte, perché diciamo, sia dal punto di vista produttivo, l'abbiamo visto con Industria 4.0, in realtà come il Veneto questo diciamo così, è un fenomeno dirompente, ma lo abbiamo visto anche molto più semplicemente con le esigenze connesse alla didattica a distanza delle scuole o per la telemedicina. Insomma, il tema del digitale diventa il tema diciamo, decisivo della ripresa. E quindi React-EU è un po' un antipasto di quello che deve succedere e di quello che non dobbiamo ancora dimenticare nella fase di transizione. Infatti in uno dei pezzi diciamo, della proposta che è stata fatta alla Commissione europea un tema molto rilevante è legato alle politiche attive del lavoro per far fronte proprio alle esigenze di contrasto agli effetti negativi della pandemia. La scelta che è stata fatta è stata quella di rafforzare i programmi operativi nazionali, quindi qui c'è un riparto di competenze per cui le amministrazioni nazionali saranno quelle chiamate a mettere in campo gli interventi di React-EU. E quindi arriviamo al 21-27. Perciò se il 14-20 ha un po' il compito di completare quello che è stato avviato, e come abbiamo visto è tantissimo, se React-EU serve un po' da ponte tra la vecchia e la nuova programmazione, beh, il 21-27 serve fondamentalmente a rafforzare quelle che dovranno essere le caratteristiche strutturali della ripresa. E lo abbiamo detto, sono la sostenibilità, la digitalizzazione, la resilienza. Resilienza di che cosa? Dei sistemi economici a shock come quello che abbiamo vissuto, ma anche dei sistemi, come dire, di servizi, prima di tutti il sistema sanitario, e ancora la resilienza sociale, quindi la capacità di rispondere rapidamente a esigenze nuove che fenomeni improvvisi possono venire a creare, ma anche quello che abbiamo imparato nel corso del tempo purtroppo a nostre spese a dover fronteggiare, cioè la capacità di resilienza a fenomeni improvvisi legati al cambiamento climatico oppure a catastrofi naturali che purtroppo hanno riguardato il nostro territorio. Per questo che il tema della resilienza è una questione chiave sia nei fondi strutturali ed è diventata una questione chiave anche diciamo così, nel PNRR, quindi nell'attuazione in Italia del Recovery Plan. Ma la nuova programmazione non dovrà fare solo questo, dovrà fare anche qualcos'altro, cioè dovrà tenere conto necessariamente di tutto quanto quello che è successo in termini di stravolgimento di interi sistemi economici e produttivi. Voi insomma lo sapete meglio di altri che cosa ha significato la pandemia per settori come il turismo, la cultura, i servizi, ma anche in positivo per cosa ha significato la pandemia per settori come la logistica, la distribuzione, diciamo, appunto, anche la fornitura di servizi pubblici. Tutto è, come dire, cambiato improvvisamente, ha subito un'accelerazione per effetto della pandemia e naturalmente
dovrà tenere conto delle conseguenze sul mercato del lavoro e quindi avere una grande attenzione al tema del lavoro e dell'occupazione, sia della tutela sia della creazione di nuova occupazione. Allora, qui a che punto siamo? So che poi ne parlerà più diffusamente il dottor Romano, quindi diciamo, mi trattengo solo un po' su poche questioni. E c'è un percorso avviato per quanto riguarda il quadro nazionale che deve fornire un po' le regole generali e gli indirizzi della programmazione 21-27 in Italia, un documento che si chiama Accordo di partenariato, che si va discutendo e si sta chiudendo proprio in queste settimane. La commissaria Ferreira ha condiviso con le amministrazioni nazionali un percorso che deve portare all'approvazione, alla chiusura dell'accordo di partenariato entro il mese di giugno, insieme alla definizione, all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti dei fondi strutturali. Quali sono le questioni aperte? Beh, qui innanzitutto c'è una discussione in corso sul piano interno dal punto di vista finanziario, perché il riparto macro delle risorse è effettivamente definito dalla Commissione europea, ma come queste risorse sono ripartite tra regioni all'interno della categoria di regioni, come deve funzionare il cofinanziamento, quali e quante risorse devono andare al FESR e quali al Fondo Sociale Europeo, quante a livello nazionale, quante a livello regionale e con quali tassi di cofinanziamento, è quello che si sta discutendo proprio in questi giorni, in queste settimane. E ancora si sta discutendo di quanti devono essere i programmi, se devono essere programmi, diciamo così, per ciascun fondo, se ci devono essere dei programmi plurifondo, e ci sono questioni specifiche che si stanno affrontando sui singoli obiettivi di policy. Ricordo che ci sono 5 obiettivi di policy e una trentina circa di obiettivi specifici. Ma soprattutto con la Commissione europea io ho avuto la possibilità di partecipare appunto anche fino alle ultime riunioni che sono tenute con la Commissione europea. La discussione è proprio sul tema della complementarietà tra il PNRR e l'accordo di partenariato. I servizi della Commissione europea vogliono sapere proprio questo, cioè vogliono capire qual è la demarcazione tra gli interventi dell'uno e dell'altra, vogliono limitare i rischi di sovrapposizione, vogliono avere la certezza che ci sia la maggiore efficacia possibile usando tutte le risorse per una loro maggiore efficacia. Ed è proprio per questo motivo, lo abbiamo detto prima, che diventa decisivo il tema dell'attuazione. Io ricordo solo un dato, poi mi avvio alla conclusione per non togliere spazio anche agli altri. Solo nel periodo di programmazione 2014-2020 ci sono in esecuzione oltre 712.000 progetti finanziati dai fondi strutturali. Quindi ci vuole una straordinaria capacità di pensare questi progetti, di gestirli, di accompagnarli, di realizzarli, perché, come abbiamo visto prima, facendo un calcolo, come dire, benevolo, questa massa amministrativa va moltiplicata almeno per 5. E quindi che significa grande attenzione al profilo attuativo? Significa privilegiare strumenti semplici, soprattutto per le imprese, lo abbiamo visto proprio durante la pandemia. Significa adottare procedure semplificate di assegnazione delle risorse, ma anche di rendicontazione. Ci sono meccanismi, sapete, di costi semplificati che sono già adottati in questo ciclo di programmazione, ma che nel prossimo dovranno essere adottati proprio in maniera su larga scala, proprio se potremmo avere la capacità di rendicontare rapidamente e con quei tempi le risorse. Significa favorire la programmazione delle attività, perché lo avete detto e lo sapete meglio di me, la cosa che più interessa alle imprese nell'approcciare queste risorse è sapere esattamente cosa ci possono fare, ma soprattutto quando possono farlo. Quindi il cronogramma dell'uscita dei bandi, quindi la capacità di programmare l'utilizzo delle risorse, è un aspetto decisivo. E ancora significa ridurre il gold plating, cioè la produzione di norme inutili nazionali che si sommano a quelle comunitarie che già potrebbero essere applicabili da sole. E ancora ci vuole una grande capacità di accompagnamento delle amministrazioni.
dal punto di vista pratico ci sono alcune cose decisive che si discutono in questi tempi. Una fra tutte, anche questo so che ne parlerà il dottor Romano, quindi l'accenno solo, vanno prima di far partire i programmi tutte le condizionalità, diciamo le cosiddette condizioni abilitanti, cioè la disponibilità di tutte quelle condizioni diciamo, di fattibilità degli interventi, che significano pianificazione, significa diciamo così, rispetto di normative e di prescrizioni, come nel caso della disabilità, come nel caso degli aiuti di Stato, oppure aggiornamento di pianificazioni strategiche. Ne dico una perché si collega a quello che dicevamo, l'aggiornamento del piano per la banda ultralarga. E la differenza sostanziale qui sta nel fatto che queste condizioni abilitanti devono essere rispettate. Non solo ci si deve impegnare a rispettarle, ma vanno rispettate prima ancora di iniziare e soprattutto vanno verificate durante tutto il periodo di attuazione. Tutto ciò andrà fatto mentre mandiamo avanti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha meccanismi simili ai fondi strutturali, ma che spingono soprattutto su un aspetto, e cioè sul raggiungimento di milestone e di target, il che significa che il tema della, diciamo, della qualità e quindi dell'orientamento ai risultati di queste politiche diventa decisivo, cioè non diventerà più e non è più tanto importante solo spendere tutte le risorse, ma soprattutto raggiungere gli obiettivi che abbiamo fissato. E quindi, e chiudo, la questione chiave qual è? È quella di fissare degli obiettivi diciamo così, qualitativamente elevati, e per farlo c'è soprattutto una strada. Certo, c'è bisogno del contributo di tutti, ma c'è bisogno anche di una cosa, cioè bisogna farlo assieme a chi sul terreno quelle azioni e quegli interventi li porta avanti tutti i giorni. Ecco perché diventa così importante il tema del coinvolgimento degli attori economici e sociali, perché sono solo quegli attori, chi rappresenta le imprese, chi rappresenta il terzo settore, chi rappresenta il mondo del lavoro, che sa le esigenze di quegli interessi e soprattutto è portatore di un patrimonio di conoscenze che è fondamentale se messo nelle mani del decisore, cioè di chi poi queste cose le deve attuare. Io, ripeto, la mia esperienza era quella di portatore di interesse, ma ho potuto vederlo da responsabile di un'amministrazione pubblica. È veramente una sfida decisiva. Questo è il motivo per cui iniziative come quella di oggi sono fondamentali, e per questo io vi ringrazio ancora e auguro a tutti voi buon lavoro, visto che, come abbiamo visto, di lavoro ce ne sarà veramente tanto da fare. Grazie. Grazie infinite, stava partendo quasi un applauso anche tra i relatori del video, nel senso che lei ha fornito un quadro molto chiaro, sebbene molto complesso. E da un lato penso di interpretare la sensazione comune di sentirsi disarmati o sentirsi un po' il rischio della volpe l'uva, cioè di vedere questo pacchetto da 250 miliardi di risorse UE e darle, da un lato il rischio è darle per scontate, dall'altro è dire non ce la faremo mai, quindi bisogna trovare la giusta via di mezzo operativa, e lei ha dato un bel messaggio qui ai policy maker. Abbiamo la fortuna di avere molti corpi intermedi qui con noi oggi, nel senso che rappresentanti di associazioni di categoria sono quelli che portano, aiutano gli enti pubblici, in questo caso il sistema camerale, nella messa a terra, ma sono anche quelli che dialogano con le imprese, per cui noi raccogliamo questo messaggio. Prima di tutto, ecco, condividevamo col segretario generale come comunicare al territorio questi pacchetti di investimenti anche che lei ha ben dettagliato e che devono essere complementari, pur con l'attenzione ad evitare l'accumulo dell'aiuto di Stato, il cumulo dell'aiuto di Stato, che è una delle norme insomma, da tenere in considerazione come normativa sugli aiuti di Stato, quindi PNRR e accordo di partenariato, e il PON nazionale, e il POR regionali, quindi i nostri fondi strutturali devono correre in parallelo con tutte queste misure, React EU, Next Generation EU, che è il pacchetto più grosso, quindi quelle per la ripresa.
la tutela della ripresa, quindi in qualche modo la cura dopo questa diciamo sofferenza non deve cumularsi come spesa con quella che invece è lo SPRO negli investimenti. Questa è la regola base, quindi i nostri fondi strutturali e in qualche modo la politica di coesione in generale spende soldi comunitari in investimenti. 250 miliardi di euro come risorse complessive per il rilancio appunto degli investimenti pubblici e privati. La parola alle imprese. Ecco, mi fa piacere vedere che è rientrato il dottor Romano, perché anzi è stato velocissimo, la ringraziamo perché aveva una seduta di giunta. Appunto, riassumo per il dottor Romano, il dottor Sabatini ha fatto un quadro della complessità, dello scenario in cui poi la Regione Veneto va a declinare i fondi strutturali in base agli obiettivi tematici, ma anche con quell'attenzione alla complementarietà per tutti gli interventi che abbiamo sul piatto, ovvero 2014-2020 la spesa da completare, l'avvio del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, l'avvio del nuovo settennato 21-27, React EU e Next Generation EU come quadro ancora più ampio, ma in particolare React EU da completare entro il 2023, che questo era abbastanza sfidante come obiettivo per la pubblica amministrazione. La chiusura appunto dei fondi già sul tavolo e in qualche modo tutto quello che è anche il decreto 59 del 2021. Insomma, deve averne perso qualcuno per la strada, li ho notati, ma in questo contesto non è facile e l'appello è anche alle imprese a mettersi anche nei panni di questa pubblica amministrazione che organizza la spesa e in qualche modo la declina, come suggeriva, cioè la forte attenzione alla qualità degli interventi, che siano attuabili, diceva il dottor Sabatini, ma che siano anche fruibili, diciamo noi, e parlo anche dal punto di vista delle imprese. E quindi ci vuole una qualità degli interventi. E qui questo mio giro di parola arriva al dottor Romano perché in qualche modo la Regione ha aperta la consultazione pubblica, quindi siamo nel pieno della consultazione pubblica per la programmazione partecipata. Il 21 aprile si è svolta la prima plenaria in qualche modo del tavolo di partenariato congiunto FSE Plus, FESR e CTE. Oggi noi la cooperazione territoriale la lasciamo a parte, ci concentriamo su FSE Plus e FESR, ma in qualche modo chiediamo a lei un'ulteriore declinazione di quello che sta succedendo in questo ambito più piccolo, perché siamo scesi dall'Unione Europea al PON nazionale, all'accordo di partenariato Italia-Unione Europea, adesso a livello di regione. Qual è il compito che la regione svolge insieme al suo sistema locale? Quindi noi siamo qua a disposizione per dare una mano. Prego. Bene, grazie, buon pomeriggio. Ringrazio la Camera di Commercio, i presidenti di aver organizzato questo incontro, che insomma è un'occasione anche per noi di dare insomma alcune informazioni. Vi porto anche saluti all'assessore regionale Federico Caner, che ha la delega al coordinamento dei fondi delle politiche di coesione. Adesso magari vediamo alcune slide. Ho sentito in parte l'intervento del Sabatini. Sì, diciamo il lavoro non ci manca, però siamo contenti di avere un lavoro. Quando qualcuno dei miei collaboratori viene a dirmi che siamo troppo carichi, dico sì, ma guardate che fuori c'è tanta gente che non lavora, ad esempio quelli del mondo dello spettacolo, quindi meglio aver tanto lavoro che non averlo. Credo che questo valga per tutti, insomma è bene ricordarlo. Parto con una cosa che devo dire, ho sentito anche qualche intervento, ma poi a volte anche sulla stampa si leggono informazioni spesso non corrette e ovviamente io parlo del Veneto. Poi nelle slide in realtà faccio riferimento anche non solo al Veneto, ma magari alcune cose che ha detto il dottor Sabatini vado veloce. E in Veneto le risorse del fondo del FES della programmazione 2007-2013 sono state tutte ampiamente utilizzate, siamo andati in overbooking e di fatto abbiamo finito anche le risorse della programmazione 14-20. Questo anche perché il governo nel corso 2020, ovviamente per misure anti-Covid, ha consentito alle regioni di riprogrammare risorse comunitarie per appunto indirizzarle a interventi Covid. Abbiamo fatto moltissimi interventi dall'ambito sanitario all'ambito dell'accesso al credito, all'ambito degli investimenti, all'ambito di misure per i lavoratori dello spettacolo. Abbiamo fatto molte cose, abbiamo fatto interventi anche per sostenere i contributi salariali
quindi un'impresa invece di mandare un lavoratore in cassa integrazione che poi paga sempre lo Stato, l'ha mantenuto a lavoro e abbiamo pagato una quota molto elevata dello stipendio tramite il Fondo Sociale Europeo. Quindi una serie di interventi. Lo Stato in cambio, quindi in cambio delle risorse che abbiamo messo, la Regione Veneto ha riprogrammato 250 milioni, tutti già impegnati e molti anche già pagati. Lo Stato ci ha dato risorse di FSC della programmazione precedente, quindi un'operazione complessa, devo dire anche ben gestita, molto importante. Però giusto per sfatare un mito che non si legge anche sui giornali tipo il Sole 24 Ore, si leggono queste cose inesatte, perché si vanno a vedere i dati non sempre sapendo, effettivamente è una cosa un po' complessa, i fondi comunitari alla faccia di chi dice che sono semplici sono complicati, nonostante gli sforzi che sono stati fatti anche da Regione Veneto e anche altre regioni con i costi standard, eccetera, ma comunque sono complicati. La programmazione si chiude 3 anni dopo quello che dice il programma, quindi la programmazione 14-20 si chiude il 31 dicembre 2023, quella 7-13 3 anni dopo il 13. Questo lo dico perché poi magari sui giornali, ma ripeto anche nazionali, si dice qui sono ancora da spendere, sì, ma non sono ancora da spendere, è la fase di attuazione. Se si fa un investimento, non è che l'investimento ha un raggio di 3 mesi, se lo programmi verso fine programmazione, ad esempio, non so, nel 2019, è ovvio che ti slitta, ma è previsto dai regolamenti. Quindi in Veneto, comunque, altre regioni, non è mio compito dirlo, ma comunque in Veneto le risorse vengono utilizzate tutte. Poi ovviamente lo sforzo della giunta regionale, degli uffici, ma anche del partenariato che è un partner fondamentale, è quello di spendere questi soldi bene. Peraltro i fondi comunitari hanno moltissimi parametri di performance, non solo finanziari, ma anche di contenuti. Abbiamo un organismo indipendente, che è il valutore indipendente, che giudica quello che facciamo, quindi insomma riteniamo, da quello che ci dice poi insomma chi li finanzia l'Europa, che siano spesi diciamo abbastanza bene. Allora provo a condividere lo schermo, così ma farò velocemente. Vediamo un po' quello che stiamo facendo. Questo è il quadro a livello generale. Questo lo dico solo per dare un po' un'idea. Adesso ovviamente politica di coesione e quello di cui stiamo parlando sono 2 fondi, come ha detto bene la nostra conduttrice, il Fondo Sociale Europeo che diventa Plus perché va ad assorbire dei fondi, in particolare Garanzia Giovani, che confluiscono nel Fondo Sociale Europeo e anche il Fondo per i Indigenti, quindi diventa Plus in questo senso, ingloba altri fondi. E poi il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, hanno finalità diverse, uno agisce sulle persone, sullo sviluppo delle competenze, sull'occupazione giovanile, sulle opportunità più eque, sulla coesione, sull'inclusione, un altro agisce sulle infrastrutture, sulla ricerca e innovazione, sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulle reti intese nei vari modi, sia digitali che energetiche che di trasporto, sullo sviluppo urbano sostenibile. La programmazione di cui stiamo entrando, insomma, il vivo, è di fatto in ritardo di 1 anno, perché ovviamente nel 2020 tutti quanti siamo occupati di altro anche a livello comunitario, con una serie di interventi proprio di semplificazione anche per favorire appunto misure anti-Covid, e quindi di fatto siamo a 1 anno fa. Adesso i regolamenti sono, poi vedremo una slide, sono addirittura arrivo, è prevista l'approvazione definitiva a giugno di quest'anno, ma sostanzialmente la gran parte delle regole sono definite a livello comunitario. Quindi siamo passati dagli 11 obiettivi della programmazione attuale a 5 obiettivi che hanno anche così un nome abbastanza accattivante che rende bene: un'Europa più intelligente, quindi qua ci sono i temi dell'innovazione, della digitalizzazione e il sostegno in generale alle piccole e medie imprese, un'Europa più verde, priva di emissioni di carbonio, e qui tutto il tema, tra le altre cose, insomma, collegato a Agenda 2030, eccetera, un'Europa più connessa, l'ho detto prima, un'Europa più sociale, e quella su cui interviene il fondo FSE Plus,
collegato al pilastro europeo dei diritti sociali, e tutto il tema dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione. Europa più vicina ai cittadini, qui c'è il tema, anche qui molto importante, dello sviluppo urbano sostenibile e delle strategie di sviluppo gestite anche a livello locale, le cosiddette aree interne. E qui sostanzialmente i due fondi, come stiamo lavorando? Abbiamo due fondi, quindi uno che interviene sulle persone, uno che interviene sui beni immateriali, ma stiamo lavorando in maniera congiunta, e del resto la giunta regionale, il presidente Zaia, ha fatto già da un po' di tempo una scelta anche di, diciamo, una governance regionale diversa, con un'area tecnica che io pro tempore dirigo, unica, proprio per cercare di far lavorare i programmi in maniera più stretta rispetto al passato. Quindi il Fondo Sociale Europeo, che abbiamo visto prima, sostiene l'obiettivo di Policy 4, ma in realtà contribuisce anche al raggiungimento di altri obiettivi, che sono quelli che vedete, quindi al tema dell'imprenditorialità, della formazione dei ricercatori, sostegno alla PMI, il tema del perfezionamento professionale e, ad esempio, misure di riduzione della povertà e dell'inclusione sociale. E dall'altra parte il FES sostiene anche obiettivi specifici nell'ambito di Policy 4. Qui questo è importante perché ve lo dico? Perché questo apre a possibilità di avere un'effettiva integrazione dei due fondi, molto di più rispetto a quello che abbiamo fatto, anche se alcune cose che abbiamo fatto in questa programmazione. Quindi, esempio, lo sviluppo dell'innovazione delle infrastrutture sociali, di infrastrutture per l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente, e misure integrate, ad esempio, per alloggi sociali, servizi sociali, per migliorare e aumentare l'integrazione socio-economica. Qui mi soffermo perché è importante proprio l'ultima modifica del regolamento del FES della 21-27 ha previsto che il turismo e il patrimonio culturale, oltre ad essere sostenuti in altri obiettivi di policy, possono essere inseriti con un obiettivo anche all'interno dell'obiettivo di policy 4, e lo vedete: rafforzare il ruolo della cultura e del turismo nel sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale. Quindi turismo e cultura diventano in qualche modo un approccio anche trasversale, e questo vuol dire maggiori possibilità di intervento e di finanziamento. Allora, le risorse comunitarie, diciamo, hanno una cosa bella, che tendenzialmente sono tante, poi hanno tanti vincoli, tante condizioni che nascono dai regolamenti, che non è detto in senso negativo. Alcune cose, anzi, sono assolutamente condivisibili. Sono vincoli, ma sono condivisibili. Qualcuno magari non è condivisibile, ma la gran parte sì. Allora c'è un documento, non so se prima, quando mi sono staccato, ne ha parlato il dottor Sabattini, l'accordo di partenariato, un documento molto importante che Stato e Regioni devono poi condividere con la Commissione Europea, che stabilisce una cosa non da niente, per esempio la ripartizione delle risorse tra programmi operativi nazionali e programmi operativi regionali. La posizione della Regione Veneto, lo posso dire perché è stata già espressa politicamente dalla Giunta regionale, è quella di avere meno programmi operativi nazionali e più risorse su programmi operativi regionali. E questo apre un tema della complementarietà. Questo è molto importante. I fondi comunitari sono addizionali, non vanno a sostituire le risorse ordinarie dello Stato, e questo è assolutamente giusto. Devono integrarsi per forza adesso, no? Chiaramente col PNRR, e alcune risorse che sono state citate prima in realtà noi non le vedremo, tipo REACT-EU, la Regione Veneto questi soldi non li vede, la gran parte sono stati destinati al sud. Anche il Fondo di Sviluppo e Coesione, l'80% delle risorse va al sud, però comunque le risorse della programmazione di quelle di cui stiamo parlando, il Fondo di Coesione, saranno in aumento significativo. Quindi 2021-2027 come Regione Veneto avremo un incremento, non è ancora definito perché c'è in questo momento una trattativa in corso tra regioni, e poi tra regioni e Stato, quindi ci sono ancora varie cose aperte, però sicuramente le risorse sono in aumento abbastanza importante. E poi la concentrazione tematica, anche qui è importante. L'Europa ci chiede di
poi all'interno è come se avessimo un menù abbastanza ampio, però poi non puoi mangiare tutte le portate, devi investire solo su alcune priorità, perché poi ci deve essere un impatto significativo. Questo da un lato un vincolo, ma dall'altra parte è un'opportunità, vuol dire che bisogna fare il livello politico, ovviamente sentendo il partenariato, deve fare poi delle scelte ben precise. Le condizionalità è un altro vincolo, ma ve lo risparmio. Allora, cosa stiamo facendo? Intanto la prima cosa, per la prima volta la Giunta regionale ha stabilito di avere un partenariato unico per il FES, per il Fondo Sociale Europeo Plus e per la cooperazione. Abbiamo aperto ed è attivo, se volete consultarlo lo vedete, un sito web dedicato, programmazione web 2021-2027.regione.veneto.it e appunto vi dicevo che stiamo lavorando in maniera integrata tra due fondi. Questo schema sono un po' le principali tappe degli ultimi anni, ma comunque insomma quello che conta è che l'accordo di partenariato Stato-Unione Europea dovrebbe essere, speriamo, definitivo a giugno, e a giugno dovrebbero entrare in vigore i regolamenti comunitari, sia il regolamento generale che poi il regolamento dei due fondi. Da quando entreranno noi avremo 3 mesi sostanzialmente per poi approvare la proposta di programma operativo che la Giunta farà al Consiglio regionale, e poi il Consiglio regionale approverà, ma poi dovrà essere approvato dalla Commissione europea, con cui ci sarà, come c'è sempre stata, una trattativa. Devo dire, non abbiamo mai avuto grandi problemi, però è bene ricordarlo che c'è proprio un vero e proprio negoziato, tecnicamente si chiama negoziato. Il nostro obiettivo è quello di avere entro la fine di quest'anno i programmi operativi approvati, e questo perché? Perché ovviamente abbiamo urgenza, anche se ci sono le risorse del PNRR, ma non ci sono le risorse del REACT-EU, e devo dire questo è un po' un peccato, perché queste risorse servivano proprio come risorse ponte per il ritardo della programmazione comunitaria dovuta alla pandemia, ma queste risorse insomma vanno ovviamente per altri interventi che farà lo Stato, che verranno sicuramente ricaduti anche in Veneto, ma non vanno, diciamo, a intervenire in questo lasso temporale, quindi è importante avere i programmi operativi approvati entro quest'anno, e speriamo, confidiamo che questo avvenga. Allora, il partenariato ha un ruolo molto importante, non facciamo incontri di partenariato solo così perché è previsto, ma perché pensiamo che possano aggiungere valore ai programmi, sia nei programmi sia poi nella conoscenza e nell'attuazione. Questa è la composizione, quindi autorità cittadine, autorità pubbliche, partenariato economico e sociale, poi organismi che rappresentano la società civile, diritti delle persone ad esempio con le disabilità, la parità di genere, la discriminazione, eccetera. E il tavolo quindi è abbastanza corposo, adesso stiamo facendo purtroppo incontri come questo a distanza, anche se li stiamo facendo con modalità che consente, certamente non con la stessa efficacia, però abbastanza consente, diciamo, di fare delle proposte e di dare dei suggerimenti al partenariato. E qui un po' vedete il quadro dei soggetti che partecipano, quindi 86 soggetti. Il tavolo è aperto, quindi se ci sono candidature di partner che ovviamente abbiano una portata regionale, è possibile comunque essere inclusi anche in questo momento. Questo è quello che stiamo facendo, quindi abbiamo fatto diversi già incontri, diversi tavoli. Adesso il prossimo tavolo è la settimana prossima sui cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la transizione ecologica, e poi la settimana successiva ci sarà il tavolo sulla competitività delle piccole e medie imprese, innovazione e digitalizzazione. Poi il 30 giugno la plenaria, in mezzo faremo comunque anche altri incontri, quindi a giugno sostanzialmente, anzi previsto il 18 giugno, si conclude il partenariato, perché appunto poi noi già in realtà stiamo cominciando a scrivere i programmi, ma dopo è chiaro che con quella tempistica che vi ho fatto vedere dovremo presentare i programmi. Chiaramente la Giunta dovrà presentarlo al Consiglio regionale. E questo è il quadro complessivo dei tavoli, dei temi, insomma, i due che mancano. I primi due li abbiamo fatti sullo sviluppo urbano sostenibile sulle aree interne, e il secondo relativo appunto all'obiettivo di Policy 4 sull'occupazione
di qualità, l'istruzione e l'inclusione sociale. Allora, come si può partecipare? I componenti del tavolo possono partecipare appunto a questi tavoli, poi appunto nel mese di giugno faremo eventi aperti anche non solo al tavolo del partenariato, ma si possono mandare anche contributi scritti. Qui avete la mail, poi se le slide sono ovviamente disponibili e sono comunque consultabili sul sito che vedete, perché eccolo qui, quindi programmazione, se avete bisogno di rivedere le slide o quello che le trovate all'interno del sito. Quindi in questo momento abbiamo anche una consultazione pubblica aperta e devo dire che stanno arrivando anche abbastanza contributi, quindi il partenariato ha un canale ovviamente privilegiato, ma chiunque può comunque portare un contributo. Le ultime cose, alcune le ho dette, altre no, proprio le ultime cose. Complementarità, questo appunto, prima l'ho citato, è fondamentale. Ci sono tante risorse, bisogna che le risorse siano complementari e che non ci si sovrapponga, ma che appunto si riesca ad avere la complementarietà. La concentrazione, l'ho detto prima, si dovranno fare delle scelte, e in particolare per i progetti infrastrutturali l'Europa chiede progetti cantierabili, perché poi comunque c'è una tempistica per gli interventi. La multisettorialità, in particolare per alcuni interventi, è fondamentale, così come l'innovazione. Poi un tema sempre importantissimo, che è quello della semplificazione e del rafforzamento della capacità amministrativa e anche del partenariato. In questa programmazione sono previste risorse ad hoc proprio per il rafforzamento anche del partenariato, e questo credo che sia importante. Questo è un po' quello che abbiamo fatto. È complessa la slide, ma solo per dare un quadro, perché mi sembrava anche che fosse giusto, quando vi dicevo che appunto grazie anche a questo accordo firmato dal presidente Zaia con l'ex ministro della politica di coesione Provenzano, abbiamo riprogrammato una serie di risorse con il quale le risorse del Fondo Sociale del FES le abbiamo destinate a interventi Covid, e le risorse FSC che lo Stato ci ha dato le abbiamo destinate a fare interventi che avremmo dovuto fare ma non abbiamo fatto per destinare interventi Covid. E qui avete un po' il quadro delle cose che stiamo facendo e che faremo nel corso del 2021. Approfitto, visto che siamo qua, visto che abbiamo alcuni bandi aperti, so che ci sono soggetti interessati, insomma persone interessate. In questo momento abbiamo, proprio con risorse FSC, quindi ex Fondo Sociale Europeo, che per capirci abbiamo 3 bandi aperti. Il primo riguarda sostanzialmente la formazione continua, quindi per dipendenti e per imprenditori, con uno stanziamento di 14 milioni di euro. Il secondo per rafforzare le competenze dei lavoratori di filiere che sono in difficoltà, ad esempio, non lo so, dico una per tutte, la moda. E il terzo riguarda work experience, quindi sostanzialmente interventi per disoccupati, e qui c'è uno stanziamento di 5 milioni di euro, quindi come vedete insomma una dotazione complessiva insomma abbastanza rilevante. Mi fermo, qui avete tutti i riferimenti, ma ripeto, sul sito c'è tutto, se vi interessa per approfondire trovate una serie di documenti che spero possano essere utili per consentirvi insomma una partecipazione anche in questa fase molto importante per il nostro territorio. Grazie. Grazie mille, dottor Romano. Grazie, un quadro chiaro e già in parte abbiamo risposto alle domande. Vado ad analizzarle un attimino. Una prima domanda chiedeva fin dall'inizio la previsione di quando sarà approvato il nuovo piano della Regione, e mi pare che la risposta sia data. Per l'estate la bozza, e per fine anno si spera che siano approvati i POR, i piani operativi regionali, per quanto riguarda FS Plus e il FESR, quindi al termine del negoziato con la Commissione Europea. Poi c'era nella chat una nota, non sono riuscita ad annotare il sito, eccolo qua, lo proiettiamo, programmazione-UE-21-27.regione.veneto.it. Basta mettere in Google il Veneto verso il 2030 e viene fuori. Questa è la consultazione pubblica, e sono pubblicati anche tutti i materiali dei primi tavoli, perché c'era stato un evento e anche la prima plenaria, quella del 21 aprile, quindi insomma trovate proprio anche la modalità
un'ora per presentare, proprio per compilare il questionario, che è rivolto più ai partecipanti al tavolo, ma con questa apertura abbiamo visto anche alla missione eventualmente di nuovi organismi, e quindi qui è possibile essere aggiornati. È il diario di bordo, diciamo, di questa programmazione partecipata che riguarda il nostro territorio. Abbiamo messo nella chat il link, quindi potete raccoglierlo, il link dove proprio andare a consultare tutti i documenti relativi alle tappe della programmazione partecipata. Allora, ringrazio nuovamente il dottor Romano, e per passare la palla al relatore che segue, in qualche modo mi riaggancio anche a quanto diceva il dottor Sabatini, perché diceva abbiamo davanti delle grosse sfide anche per il sistema paese, anche per la pubblica amministrazione. Si era accennato alla sfida della transizione energetica, della transizione digitale, quindi sono le sfide lanciate dall'Unione Europea, ma in qualche modo questa sfida anche della nuova, diciamo, del Green Deal, tutto quello che riguarda anche la sostenibilità, e la sfida dell'utilizzo e della fruibilità dei fondi, quindi l'impegno di una pubblica amministrazione a fare misure attuabili e che siano fruibili da parte delle imprese. Dal punto di vista delle imprese, e qua passo la parola al dottor Candoni in qualche modo, quali sono le sfide culturali che le imprese devono affrontare per porsi nell'ottica di accedere a questi fondi, ma anche di cambiare, se è il caso, il modello di business, se vogliamo, o comunque iniziare a ragionare in un'ottica di competitività sostenibile, la chiamiamo così, come quali sono i nuovi modelli di business e quali sono gli input ormai imprescindibili per stare al passo e utilizzare i fondi che arriveranno. Buon pomeriggio anche da parte mia, e ringrazio i presidenti Zanon e Pozza. Chi mi ha preceduto ha già ben messo in evidenza i contenuti e un po' la caratterizzazione della nuova programmazione dei fondi 21-27. Io ritengo utile intrattenervi un po' invece sugli aspetti che, come da domanda, si rivolgono più alle imprese e, diciamo così, alla loro progettualità, al loro accesso ai fondi. E quindi io inserirei il primo slide che proprio ha ad oggetto le tre sfide, diciamo. Passiamo alla slide successiva. Ecco, quali sono queste sfide? La prima è la sfida culturale, direi per eccellenza, da parte delle imprese, che è quella poi di, come dire, di un approccio diverso a queste sovvenzioni. Oggi come ieri, e forse più di ieri, la sequenza non può essere quella a cui, ahimè, siamo abituati, e per cui è uscito un bando e pertanto io impresa allestisco un progetto per accedere alle sovvenzioni. La sequenza corretta è un po' rovesciata anche per ciò che abbiamo sentito fin qui. E quindi prima lavoro sulla progettualità e poi verifico in maniera ragionata a quali misure far riferimento per l'accesso ai fondi perduti, quindi alle sovvenzioni. Da qui a pochi mesi riceveremo, lo abbiamo sentito poco fa, disporremo di nuovi assi, di nuove misure, e sarà necessario cominciare fino ad ora da parte delle imprese a predisporre questa progettualità, tenendo anche conto di una cosa che nel proseguo vedremo a fondo, e cioè che sono cambiate le parole chiave, o molte delle parole chiave sono cambiate, introducendo nuovi concetti, ed è per questo che ancor più la progettualità deve essere preparata. E poi ancora cominciamo a ragionare, anche questa fa parte della sfida dell'approccio nuovo, a considerare l'intero percorso finanziario di investimento, tenendo sempre conto che al massimo, come sapete, queste sovvenzioni coprono il 50% delle spese di investimento, per cui va fin da subito tracciato un percorso sapendo che il 50% residuo delle spese di investimento l'impresa dovrà ricorrere o alle proprie tasche oppure a condizioni di debito agevolato. Un'altra sfida riguarda questa partecipazione ragionata. Anche il dottor Romano prima ha fatto più volte riferimento correttamente alla complementarietà tra fondi, e
ancora prima Massimo Sabatini ci aveva ricordato di come appunto ci deve essere anche la possibilità verificata di un'accumulabilità e quindi di una collaborazione tra diverse risorse. Questo è un aspetto fondamentale, quindi le imprese dovranno cominciare a ragionare anche cercando di capire quali strumenti saranno compatibili, saranno cumulabili, sempre naturalmente poi con, come lo sapete tutti, una condizione del de minimis che rimane tale quale anche nella prossima programmazione, quindi 21-27. La semplificazione, pochi sanno che la Commissione europea ha reso disponibile un manuale di semplificazione contenente 80 misure specifiche, sono misure per lo più rivolte agli attuatori, ma all'interno di queste troviamo domande semplificate di pagamento, riduzione del numero delle verifiche, criteri di adempimento più chiari. Insomma, la semplificazione, lo ricordava anche il dottor Romano, è possibile e anche utile per avvicinare le imprese a questo mondo. Nella slide successiva invece ci soffermiamo su quelle che vi annunciavo essere un po' le 6 parole chiave di questa nuova programmazione. La prima è sostenibilità, un termine talmente ampio che davvero va declinato e perimetrato ai nostri fini, però lo abbiamo intravisto velocemente in una slide proiettata dal dottor Romano, come viene declinata soprattutto questa in termini di riduzione dell'inquinamento dei cicli produttivi, di adattamento al cambiamento climatico e di efficientamento energetico. Ricordiamo che qui dentro c'è anche un'altra parola chiave molto importante, un altro tema importante, che è quello dell'economia circolare, di cui si discute molto, ma sul quale le imprese dovrebbero, ripeto, cominciare a ragionare e a prepararsi fin da ora. Il rischio che abbiamo qua, lo dico, su questa voce in particolare, è quello di purtroppo vederci molte misure pubblico su pubblico, cioè misure che finanziano soprattutto soggetti beneficiari che sono pubblici. Quindi il richiamo che io faccio a nome di tutte le imprese qui è di avere misure che bilancino e che vedano anche la partecipazione di imprese, proprio perché sono voci che alcune, come l'efficientamento energetico, si accoppiano bene con le esigenze delle imprese, altre come quelle sul clima si fa un po' più di fatica. Bisogna salvaguardare un bilanciamento. Valorizzazione e rigenerazione del territorio. Non c'è solo il tema di individuare quali siano le aree interne o meno interne, questa è una questione che in Veneto conta molto dato il policentrismo del Veneto, ma qui veramente bisogna ristabilire una tematica molto molto importante che è quella della rigenerazione territoriale e quella di valorizzazione di un patrimonio che in Veneto, forse più che in altre regioni, ha dimensioni per davvero importanti. Qui, lo ha detto bene il dottor Romano, turismo e cultura possono funzionare anche qui come valore di trasversalità, ma soprattutto qui c'è un grande tema che deve svilupparsi, che è quello del rapporto pubblico-privato. E quindi anche noi come mondo privato dobbiamo crescere nella consapevolezza che questa valorizzazione del territorio ci deve vedere come attori e quindi integrandoci e collaborando anche con enti che non sono impresa e non sono università. Pensiamo ai parchi, pensiamo alle Dolomiti Patrimonio dell'UNESCO, piuttosto che ai tanti siti importanti che noi abbiamo. Integrazione tra filiere, questo è un altro tema molto molto importante, la progettualità anche nello schema delle RIR e quindi delle reti innovative, poi si soffermerà su questo Edi Sommariva, prevedeva soprattutto degli agreement all'interno della medesima filiera. Ecco, adesso l'asticella potrebbe sollevarsi e lavorare su agreement tra filiere diverse, turismo e agrofood, che è la classica filiera di agreement tipici, ma anche legno, arredo e moda, ad esempio sul fronte del design, turismo e legno arredo sul fronte dell'efficientamento energetico, tutto il tema della cultura e delle eccellenze manifatturiere. Quindi su questa nuova progettualità bisognerà lavorare. Innovazione discontinua, cerchiamo di superare anche le tradizionali categorie dell'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa. Ci sono nuovi temi, l'intelligenza artificiale, il digitale predittivo, la tematica della sicurezza,
la logistica, il packaging, sono tutte tematiche con cui l'impresa dovrà fare i conti e dovrà cominciare a sviluppare all'interno di queste progettualità. Digitalizzazione dei processi, non c'è solo la banda larga, è stato detto da chi mi ha preceduto, ma anche qui nuovi servizi digitali, ma nuove azioni sulla mobilità e sul processo produttivo. Inclusione sociale e competenze, ne ha parlato giustamente il dottor Romano poco fa, è forse una componente più difficile delle altre da declinare in termini di impresa, ma dentro qui ci sono i grandi temi dell'occupazione di qualità, delle nuove competenze, dell'ecosistema, delle pari opportunità di genere. Insomma, in queste parole chiave ci sono davvero degli elementi di novità, ma sono le imprese, e passiamo alla slide successiva, che devono occuparsi, come dire, di cominciare a fraternizzare con questi nuovi concetti. Quindi, rispetto a queste parole chiave, quali sono i nuovi volti della progettualità di impresa? E quindi venendo un po' alla risposta alla domanda che mi era stata posta. Anzitutto l'aggregazione. La individualità progettuale non sarà più la norma, nel senso che va bene sicuramente, ma più la progettualità e più i contenuti e le nuove tematiche escono dalle tematiche tradizionali e più si fa riferimento a logiche aggregative. Quindi logiche aggregative tra imprese, ma anche, ecco il secondo punto, una collaborazione che enti esterni che non sono e non siano solo l'università, i centri di ricerca, ma anche enti di normazione, organizzazioni internazionali, centri studi, e nella logica di operare in agreement e quindi in convenzione. Questo fa parte di una sfida trasversale che dovrà affrontare l'impresa e la progettualità nei prossimi anni. Dell'integrazione tra filiere abbiamo già detto, poi c'è il tema del green e la sicurezza. Qui l'emergenza sanitaria ha imposto con connotati diversi un po' il tema della sicurezza, con disciplinari, piani promozionali ad hoc. È logico attendersi una premialità per i progetti che, oltre a portare avanti la tematica per cui sono stati verso cui sono stati indirizzati, contengono anche elementi che riguardano la sicurezza dei lavoratori e la sicurezza sul piano sostenibile e sanitario. Nuovi processi per nuove competenze, l'abbiamo visto, l'elemento formativo così come quello di accesso al mercato del lavoro dei giovani sono sviluppi importanti. Importante qui sarà il rapporto con l'ITS e quindi con gli istituti di specializzazione, e anche questi sono sviluppi importanti ma anche sfidanti. E infine il grande tema delle sinergie col territorio, l'abbiamo detto sotto il profilo della valorizzazione, ma secondo me più di qualche best practice in Veneto già c'è, dovremmo ancor più ricorrere a un avvicinamento tra mondo delle imprese e questi mondi a sé stanti che contribuiscono e debbono contribuire sempre più ad una valorizzazione condivisa del territorio. Ecco, mi avvio a concludere, che cosa ci siamo detti? Ci siamo detti sostanzialmente due cose, e cioè che vi sono nuove parole chiave per l'accesso alle sovvenzioni, non c'è solo la sostenibilità ne contiene tantissime, ma non è la sola, sono parole chiave da declinare, certo, in funzione dell'impresa, ma anche l'impresa deve prendere confidenza con questi nuovi temi. E la seconda cosa che ci siamo detti è che vi sono parimenti nuovi volti e dimensioni per la progettualità, tra cui quella forse più importante è quella di tipo aggregativo. Le PMI debbono fin da subito fraternizzare con questi nuovi perimetri di azione, con maggiore attenzione verso i bandi che arriveranno, ma anche con un'attenzione, diciamo così, un po' più ragionata, proprio perché le risorse sono plurime e quindi si deve molto di più puntare sulla qualità intrinseca della progettualità e, grazie a Dio, porla verso le sovvenzioni più in qualche modo indicate e coerenti con la progettualità stessa. Le associazioni, è stato un po' ricordato da tutti, così come il mondo camerale, credo abbiano il compito di affiancare e supportare le PMI in questo periodo e
e soprattutto supportarle attraverso il prendere confidenza con queste nuove tematiche, ma penso che anche questo sia una sfida non solo accettabile, ma anche, se posso permettermi di dirlo, gradita e corretta rispetto al mondo associativo stesso. Grazie. Dottor Candoni, grazie. Grazie perché ha lasciato degli input molto chiari e direi anche utili per la strategia, utili per questo cambio di cultura anche delle imprese, ormai non più rinviabili. Diciamo che dalle grandi crisi escono grandi opportunità. Questo è il risvolto, vedendo in positivo quello che è successo e il periodo storico in cui ci troviamo. Parlava di buona prassi e lei accennava già all'integrazione tra filiere diverse, alla logica aggregativa tra imprese, per cui abbiamo voluto dare anche portare una buona prassi, se vogliamo, o comunque un esempio di questa logica integrativa. Con il dottor Somariva appunto andiamo a vedere un caso, se vogliamo, e quali spunti ne escono proprio in ottica di transettorialità, intersettorialità, come rilanciare questo sistema economico attraverso queste dinamiche. Rete innovativa regionale è un nuovo modello di aggregazione che la Regione Veneto da tempo ha sostenuto con Veneto Innovazione, è l'evoluzione della normativa sui distretti, se vogliamo, nella legge regionale 8 del 2003. Abbiamo distretti industriali ben localizzati e individuati come prodotto e territorio, abbiamo le reti innovative regionali che in qualche modo utilizzano i driver della Smart Specialization Strategy come specializzazione intelligente. Abbiamo anche come sistema camerale, le vediamo crescere, i contratti di rete, quindi la formula aggregativa ha arricchito proprio gli strumenti rispetto alle classiche ATI, ATS, insomma i consorzi che sono comunque delle identità giuridiche uniche, individuate. Quindi la logica invece della rete innovativa regionale. A lei il caso, a lei qualche ragionamento in più prima di passare al dibattito. Prego, dottor Somariva. Grazie, ringrazio anch'io il Presidente Zanoni Piazza di avermi coinvolto in questo pomeriggio di discussione. Mi complimento con tutti i relatori che mi hanno preceduto perché hanno fornito un quadro molto comprensibile della complessità di queste strategie, del resto con le risorse che ci sono pare quasi inevitabile. E mi complimento anche con i partecipanti resilienti perché sto guardando dai numeri che sono sostanzialmente costanti dall'inizio. Quindi evidentemente chi mi ha preceduto li ha intrattenuti molto bene. Il mio approccio va leggermente al di là di quello che è Rete Innovativa Regionale, nel senso che ho ritenuto di poter affrontare questo tema complesso con l'ottica di chi ha un'impresa, ma non ha un centro studio a disposizione, non ha uno specialista all'interno dell'azienda, e quindi fare un ragionamento più ampio, diciamo bottom-up, ma ripercorrendo velocemente alcune tappe della politica nuova di coesione. Allora cerco adesso di fare la condivisione sperando di riuscirci. Vediamo un po'. Non c'è. Ancora un attimo, scusate. Eccolo. Ci siamo? Lo vedete? Chiedo alla regia. Sì, sì, perfetto. Perfetto, eccolo qua. Benissimo, andiamo avanti rapidamente. Allora, abbiamo visto eccezionali risorse economiche. Va bene, lasciamo perdere, sta tutto bene. Non è mai avvenuto questo. È veramente un'occasione da non perdere, ma mi piace ripercorrere la strada per fare che cosa, come farle, e qualcuno ha detto, mi pare proprio Sabatini, il come era l'elemento determinante, e per chi. Ragionando come imprese, queste sono domande a cui dobbiamo trovare una risposta, pur nel rispetto del grandissimo lavoro che ha fatto negli anni passati, ma che sta facendo adesso la Regione, che è ancora una volta un modello di buone pratiche che altre regioni potrebbero anche riprendere e copiare. Andiamo pure avanti però. Per fare cosa? Beh, fare un Veneto migliore. Le sfide sono appunto i cinque obiettivi, io chiamo sfide, perché in realtà non sono facili da raggiungere. Li richiamo, il Veneto migliore che deve essere più intelligente, più verde, più connesso, più sociale, più vicino ai cittadini,
migliorando competitività e attrazione attraverso la ricerca e innovazione. Io intendo dire questo è il tema LES, è il tema del nuovo. Il secondo, lo leggete, è il tema del rispetto delle generazioni future, che già purtroppo abbiamo indebitato con questa pandemia e che vanno assolutamente rispettati. Dobbiamo conservare meglio di quanto abbiamo fatto finora. Il terzo è un elemento fondamentale, l'interazione tra persone però, perché i trasporti trasportano le merci, ma anche le persone. Il digitale connette, mette insieme i PC, i silos informatici, ma in realtà connette le persone, lo sappiamo benissimo dopo questo periodo di pandemia. Uguaglianza ed equità, i diritti, e povertà e servizi è tutto il tema della legislazione urbana, cioè di salvare, di dare sopravvivenza a cose che si stavano perdendo gradualmente nel tempo, con un certo interesse riaffiorato, ma non ancora ben strutturato. Rapidamente passo al come. Ci sono 3 pilastri, ma qui riprendo alcuni passaggi di Italo Cantoni che mi paiono veramente capovolgenti. Cambia il paradigma, cioè l'approccio di questi interventi sono approcci ecosistemici collettivi, più orientati all'utilizzo da parte di sistemi di imprese che di singole imprese, senza annichilire le singole imprese. Un grande utilizzo del digitale per tantissime cose. Oggi gli strumenti digitali fanno tutto, però vediamo poco di quello che riescono a fare. Spesso lo vedono solo i big player, questo non va bene, perché diventiamo ancora più servi dei big player. E soprattutto il soddisfacimento del bisogno delle imprese è direttamente proporzionale alla capacità che le imprese avranno di progettare azioni di sistema. Ecco, questo è una chiave di volta, secondo noi, di tutto l'impianto della nuova politica di coesione. È una grande opportunità che, se non colta, diventa una grande minaccia. Proseguendo ancora rapidamente, le parole chiave, ne aveva citate Cantoni, ce ne sono tantissime. Vedete, digitalizzazione, reti, aggregazione, coesione, tutti elementi fondamentali e che introducono un nuovo lessico, un nuovo modo di relazionarsi, di scrivere, di realizzare i processi. Ma per chi? Imprese e lavoratori, of course, ma anche start-up e spin-off universitari, incubatori, innovation lab, fab lab, competence center, digital innovation AP del sistema camerale, GAL provinciali. Insomma, una truppa nutrita di beneficiari potenziali di queste risorse. E tutti dovrebbero sottostare al nuovo principio della collettività, del fare rete e così via. Correndo ancora, ci sono delle criticità ancora non risolte. Io però non conosco, ho appreso oggi i lavori che mi dicono molto interessanti che sta facendo la Regione per mettere a punto il suo piano. Quindi ho delle impostazioni datate, ma ecco, mi pare di poter dire che pare esserci uno sbilanciamento eccessivo dell'impiego delle risorse verso il settore pubblico, soprattutto con l'obiettivo 2 e l'obiettivo 3. C'è ancora un'enfasi forte nei confronti delle start-up, che sono una cosa sacrosanta, utile, ma quante rimangono sul mercato di quelle che abbiamo finanziato? Una programmazione dei bandi, ma questo l'abbiamo già detto, cioè vanno possibilmente, ma capisco la complessità e le difficoltà, programmati per tempo, in chiave biennale, portare soprattutto in questa fase pandemica, che è eccezionale, l'impresa, soprattutto quelle piccole, è uno sforzo da giganti, praticamente impossibile. Ci vuole del tempo per sincerarle, convincerle. Se il bando deve far ripartire l'investimento, il presupposto è che l'azienda voglia comunque investire. E se non ha voglia di investire perché non ha certezze, non ha non comprensione, non ha certezze, diventa difficile e ci vuole del tempo. La complessità amministrativa e burocratica nella gestione dei bandi l'ha già citata Italo, e l'erogazione dei finanziamenti sta facendo male. La Regione in effetti anche in termini di rete negli ultimi bandi ha fatto dei grossi passi in avanti che abbiamo apprezzato. Il de minimis purtroppo rimane quel vincolo, come abbiamo sentito, che può creare dei problemi per chi ha più occasioni o per chi fa investimenti più grandi. Ma passiamo subito
ha questo elemento di valutazione che non si può ignorare. Dunque, eccezionali risorse per una eccezionale situazione. Prima c'è il Covid, con i contagi, le terapie intensive, i decessi nella popolazione. Poi ci sono stati i lockdown, perdita del patrimonio clienti e della liquidità in quasi tutte le imprese. Gli euro. Alcuni imprenditori sono riusciti a mettere in sicurezza l'azienda e a poter pensare al futuro, pochi. Tanti non ce l'hanno ancora fatta e sopravvivono nel presente. E questa è una condizione che tarderà a reagire, a essere superata, perché questa incertezza, che per qualcuno è pessimismo, diventa veramente un peso, un fardello difficile da rimuovere, alla faccia della volontà di stimolare i nuovi investimenti. Ce la faremo? Ce la farà il Paese? Beh, insomma, facciamo alcune considerazioni. Ecco una cosa. Le PMI, quella a cui si rivolgono i bandi, gli ultimi bandi che io ho conosciuto per le imprese si rivolgono alle PMI. Nel Veneto sono quasi il 100%, però le micro sono già il 94%, chi non ha più di 10 addetti. E secondo una vecchia cultura, le piccole e medie imprese, soprattutto le piccole, sono anomalie delle imprese mancate. Non è così. Mettiamocelo bene in testa, non è così, soprattutto per un paese come è l'Italia. Sono soggetti economici portatori di valori. La resilienza, ad esempio. Mi sentite ancora? Sì, sì, certamente. Perché ho visto un messaggio qui che non mi dava un po'... Vabbè. Non riesco a vedere più. Ecco, tutte quelle, vedete, ci sono varie parole chiave con cui bisogna fare un certo ragionamento, ma provate a pensare ad esempio al turismo che speriamo riparta presto e all'appeal che l'Italia turistica ha dal punto di vista enogastronomico, dal punto di vista della ristorazione così diversificata. Sta cambiando purtroppo questa ristorazione, si sta omologando, sta assumendo comportamenti, atteggiamenti tipici dei paesi dell'Europa centrale. Quella diversità, quella biodiversità di prodotto, di risposta, di proposta di valore che ha fatto ricca l'Italia, interessante per tutto il mondo, rischia di naufragare, di dispendersi a fronte di un mercato duale che è fatto di poche imprese di grandissima qualità e di tante imprese più o meno in catena, uniformi, per cui mentre adesso si può mangiare una pasta a Bolzano fatta in un certo modo, in modo profondamente diverso a Palermo, un domani non è escluso, se vogliamo diciamo, omologare le piccole imprese o addirittura distruggerle, non è escluso che la stessa pasta si mangi a Bolzano esattamente come a Palermo, come per esempio succede a Berlino e a Monaco. Queste sono state colpite duramente dalla caduta violenta della domanda di beni e servizi. Come sappiamo, non dico cose nuove. Vabbè, niente, ecco qua dove ci sono. Allora, queste PMI hanno l'impellenza di essere e di sentirsi anche più competitive e innovative. La stessa nostra regista ha richiamato più volte queste due terminologie, che più innovative che mai, che in un nuovo mercato sarà tale da non fare sconti a nessuno. Sarà un mercato molto, molto competitivo. E allora le domande sono: diventare grandi o restare PMI? Diventare grandi per che cosa? Per avere più capacità finanziaria, più economia di scala, più forza contrattuale, questo è sicuramente accettato. Restare PMI, beh, la capacità finanziaria non cresce, però crescono le economie di scala, la forza contrattuale e l'apprendimento. Ecco, fare una rete di soggetti delle stesse dimensioni che dialogano tra di loro, per esempio, significa, lo sto sperimentando con l'esperienza che sto facendo, significa fare salti da gigante, andare oltre la formazione ex cattedra. Significa stimolare un confronto tra soggetti omogenei, stimolare la loro creatività e praticamente fare dei giochi a somma non zero, non 3 imprenditori lavorano per 3, ma 3 lavoratori creano valore per 4. Questo lo sto sperimentando, ma non lo dico solo io, lo dicono anche tanti altri dopo averlo fatto vedere.
Andando avanti, ecco qua. Allora, l'idea è quella di unire in qualche modo le forze, costruire delle aggregazioni di rete di imprese che siano non più soltanto orizzontali ma verticali, ma anche, diciamo, verticali e intersecate con altre filiere, cioè la commistione di interessi, mescolare l'orizzontale con il verticale, ragionare per esempio in una filiera agroalimentare che parta dalla campagna e arrivi alla tavola della ristorazione. Beh, è un'operazione che qualcuno dice di dover fare da diversi anni, forse si comincia a intravedere adesso. E non sono poche le imprese già in rete nel Veneto, ce ne sono oltre 3.000, 0,7% del totale imprese, quindi grosso modo ci sono 250 reti di imprese in Veneto, distribuite in tutti i settori, soprattutto agroalimentare, ma via il commercio, costruzione e così via, cioè ogni settore di attività economica in qualche modo ha messo insieme queste imprese. A queste si aggiungono il tema evocato in precedenza, 20 reti innovative di impresa, le RIR, riconosciute dalla giunta regionale, per fare ricerca e sviluppo nell'ambito delle specializzazioni intelligenti della RIS3 del Veneto. Tra imprese e università ci sono oltre 1.200 imprese aggregate. Ecco, allora, questo fare, diciamo, ricerca, sperimentazione e sviluppo è sicuramente un'opera meritoria e aumenta la capacità di competere di chi. Le reti non possono che fare delle sperimentazioni, non fanno, e già quando lavorano bene, dei prototipi. Il tema è che poi dal prototipo dell'innovazione bisogna passare al prodotto, cioè dal prototipo dell'innovazione, dalla messa a punto di una nuova metodologia, poi bisogna arrivare a portarlo, a diffonderlo sul mercato, a far sì che il maggior numero di imprese possibili le possa raccogliere. Ecco, su questo la piccola e media impresa vuole avere soluzioni per il mercato. Fa anche formazione per acquisire le competenze per gestire i fenomeni, però quello che succede oggi, la carenza più grossa che un'impresa oggi per poter affrontare il mercato è che mancano dati, non ha dati. Rischia di trovarsi di fronte a un mercato che non ha potuto conoscere perché poco o tanto è cambiato, e non solo per la domanda, e non vale la legge di sé che l'offerta fa la domanda, non vale da 200 anni, da 100 anni, adesso è la domanda che fa l'offerta, pensiamo solamente al turismo. Ecco, e queste imprese devono conoscere esattamente come va il mercato. In questo senso l'Osservatorio Confederato che sta facendo la Regione Veneto con Leoncamere è un ottimo passo in avanti, ma è ancora di complessa comprensione da parte delle imprese. Ci vuole un ulteriore passo di mediazione e infatti c'è qualche RIR che sta lavorando per trasformare queste basi di dati sempre più grandi e utilissime in algoritmi che confortino la capacità di decisione da parte della piccola e media impresa, anche della microimpresa, perché con un algoritmo può assolutamente decidere il da farsi. Ecco allora che una relazione costante, sistematica, tra quelle che sono le RIR che fanno ricerca, le 20 RIR del Veneto, e le reti, le imprese che sono all'interno delle reti di contratti diretti, può essere veramente molto virtuoso. Per la verità, la Regione Veneto negli ultimi bandi, nel bandi degli ultimi anni, ha posto come fee d'ingresso o agevolazione o vincolo il fare le reti di imprese. Sono nate diverse reti di imprese per questo motivo, molte sono naufragate finito l'utilizzo del bando. Perché? Perché nessuno ha investito sul management della rete. Non è pensabile che mettendo insieme 10 imprenditori, 15 imprenditori, improvvisamente i 15 imprenditori cambiano comportamento e diventino dei manager. Una rete deve avere un manager o un gruppo di manager o un servizio di managerialità, altrimenti una rete non può stare nel mercato, perché il mercato non fa mai sconti a nessuno. E allora su questo si potrebbe operare di più. Questo però, a mio avviso, e mi avvio alla conclusione, crea, diciamo,
le condizioni di cornice all'interno del quale un maggior numero di imprese e soprattutto delle PMI possono accedere a queste notevoli risorse, garantendo anche, più di quanto forse non abbiano fatto, non in tutte, ma non abbiano fatto in passato, dei risultati concreti, misurabili, di miglioramento delle risposte del territorio in termini di nuovo sviluppo che il nuovo mondo che ci si prospetta, tanto o poco, ci farà sperimentare e provare. Ecco allora che questo sforzo enorme che la pubblica amministrazione ha fatto, ma come diceva il rappresentante di Bioncamere, già in un'ottica di rete e di connessione, ha fatto uno sforzo all'interno dell'offerta. Bisogna che uno sforzo altrettanto intelligente venga fatto anche dal punto di vista della domanda, cioè i beneficiari delle risorse pubbliche messe in campo. Altrimenti sarebbe una perdita per tutti, sia chi mette in campo le risorse, che non potrà contare e rendicontare progetti positivi e concreti, onore comunque al Veneto per quanto è riuscito a fare anche nel precedente settennio, ma anche alla domanda delle imprese che resteranno incapaci di poter accentuare la loro capacità di investimento per migliorare competitività e attrattività delle imprese, del Veneto e maggior posti di lavoro per gli occupati. Ecco, io ho finito e spero di non aver sciupato troppo il tempo. Grazie. Noi ringraziamo lei, dottor Somariva, perché ha dato spunti molto utili e pratici. E lascio subito la parola a Marilina Labia per la raccolta in qualche modo di questo percorso. Iniziamo un po' una restituzione anche alla Regione Veneto e la parola anche al dibattito. Ecco, se volete fare degli interventi c'è la possibilità di fare domanda, quindi in basso nella striscia avete tre possibilità: domande e risposte, o nella chat, ma insomma preferibilmente domande e risposte, guardiamo lì, oppure di persona alzando la mano vi diamo la parola. Non c'è l'immagine ma possiamo darvi la parola. Prego, a voi. Dottoressa Labia, prego. Grazie, eccomi. Non abuserò ancora tanto del tempo e della disponibilità dei partecipanti, però sono, diciamo, particolarmente contenta di aver sentito quello che ho sentito, perché va nella direzione di tante conferme che anche noi, insomma, abbiamo rilevato, e vi dirò adesso qualche numero che in qualche modo è davvero un segnale di incoraggiamento rispetto, diciamo, ai tanti obiettivi che finora abbiamo sentito, insomma, essere l'oggetto poi della sfida che ci attende. Conferme da una parte, e dall'altro utilizzerò a questo punto, mi rivolgo a Chiara, quelle slide che avevo tenuto così di riserva, perché di fatto quelli poi restano un po' i temi aperti e anche i punti, diciamo, più dolenti, tra virgolette, sui quali soprattutto i rappresentanti delle categorie ci hanno chiamato a riflettere. Allora, subito e rapidamente, onore al Veneto, l'ha detto chi mi ha preceduto, lo ripeto, i dati che vengono fuori dalle indagini a cui facevo riferimento proprio in avvio diciamo, di questo pomeriggio di lavoro, sono i dati che sono... I bandisti qua. Sono i dati venuti fuori da una survey nazionale condotta dall'Union Camere su una platea particolarmente numerosa. Sono oltre 32.000 le imprese che abbiamo toccato, e nell'ambito di questo nucleo di imprese, peraltro le imprese venete sono state un nucleo particolarmente consistente. Circa il 9% delle imprese da noi raggiunte sono imprese del Veneto, campione statisticamente significativo, stratificato, è inutile che mi soffermi su questo. Cosa abbiamo indagato attraverso questa indagine? Senza dubbio, insomma, lo stato, le dinamiche congiunturali del 2020, le previsioni per il 2021, gli effetti di contenimento della pandemia sulle imprese,
i mutamenti organizzativi, perché questo è un tema che non abbiamo troppo sviscerato oggi, ma già il 2020 ha indotto le imprese a guardare alla propria organizzazione interna, del personale, di vendita e così via, e ancora in particolare ad alcuni temi, la green economy, la coesione, la cultura, l'illegalità, sono tutti temi che per tempo non abbiamo affrontato, ma che vanno a porsi come corollario poi a tante delle riflessioni finora condotte. E quali conferme? Perché dicevo conferme? Ci sono dei dati che ho appuntato che mi sembrava utile riportare alla nostra riflessione. Allora, nel 2020 il Veneto è stata una delle regioni che, ma lo sapete meglio di me, hanno sperimentato delle significative contrazioni di fatturato anche più pesanti di quelle diciamo della media nazionale, e anche se si guarda il fatturato conseguito sui mercati esteri, nel 2020 le imprese manifatturiere in verità hanno sottolineato, parlo naturalmente delle imprese del nostro campione, un calo in una misura più consistente rispetto alla media nazionale. Però le imprese del Veneto sono anche quelle imprese che più del dato nazionale hanno dichiarato di aver effettuato investimenti nel 2020. Veneto il 12%, la media nazionale il 10,3%. E ancora le imprese del Veneto sono tra quelle in cui la quota di quelli che noi chiamiamo pessimisti è minore rispetto alla media nazionale. Quindi c'è anche un clima più positivo rispetto ad altri territori italiani rispetto al 2021. Ancora un'altra conferma, rilevante la quota delle imprese che nel Veneto opera in reti, lo abbiamo proprio veramente appena sentito, o in altre forme di aggregazione. Tante delle imprese intervistate erano in questa condizione e l'hanno individuata come strategia, riporto proprio le parole, corale, prioritaria per affrontare le asperità della crisi. Su questo c'è senza dubbio, sono molto d'accordo con chi mi ha preceduto, un'azione importante a cui le amministrazioni sono chiamate. Ancora, altro elemento, anche questo tutto da approfondire, le imprese venete inserite nelle catene globali di generazione del valore sono il 2,8%, una percentuale più alta del dato nazionale, e oltre un terzo di queste imprese, e siamo dinanzi alla quota più elevata tra le regioni italiane, lo fa per finalità produttive. Allora, se questi sono veramente soltanto alcuni dei dati che ho messo insieme, non era ovviamente mio intento riempirvi, tra l'altro la Regione ha una produzione statistica molto molto interessante e aggiornata, però sono gli elementi anche dai quali dobbiamo partire, perché c'è un territorio pronto a recepire, ci sono le condizioni, c'è forse, come qualcuno ha sottolineato, da attrezzarsi al meglio per offrire una risposta che sia altrettanto sfidante. Ma se è vero tutto ciò, che cosa però le imprese recriminano, tra virgolette, che cosa chiedono a gran voce? Anche qua un'altra conferma, perché, e qui vedete le slide che vi stiamo proponendo, c'è sicuramente da parte delle imprese del Veneto una conoscenza più, una sensibilità maggiore, una conoscenza maggiore degli incentivi, degli strumenti, diciamo, di agevolazione. Dottoressa Labia, non la sentiamo? Ha disattivato per caso l'audio? Chiedo un supporto. Non si può mettere alla rete. Può essere un problema di rete. Proviamo a contattarla e verifichiamo. Da questo punto di vista
Ecco, chiedo conferma a Valentina Zennaro in regia se si sente la mia voce. Sì, sì, la tua sì, Chiara. No, C'è un problema di rete, penso. Un problema con la dottoressa Labia. Mi permetto allora solo di focalizzare, casomai la riprendiamo sulle slide successive, passo la parola al dibattito perché era interessante se riusciamo a inquadrare la slide successiva proprio cosa dicono le imprese. Dottoressa Labia, ci sente? Eccomi, io sì, mi avete perso forse per qualche minuto. Cerchiamo di chiudere perché siamo un attimo in ritardo. Vado velocissima e allora vi chiedo di andare nella slide successiva e sottopongo all'attenzione di tutti queste, diciamo, queste risposte. Allora, un giudizio molto positivo sull'esperienza realizzata dalle imprese venete attraverso l'utilizzo dei finanziamenti e delle risorse comunitarie per i vari motivi, li vedete nella colonna di sinistra, ma raggiungiamo un'esperienza positiva dichiarata da circa il 90% delle imprese, ma, e andiamo alla slide successiva, qualche sforzo da parte delle pubbliche amministrazioni deve ancora essere fatto. Criticità ce ne sono state in qualche modo evocate dai relatori che mi hanno preceduti, una complessità ancora interessante, enorme nella risposta ai bandi. Ma ancora, e forse questo è l'elemento della riflessione, spesso dei bandi che non rispondono alle esigenze puntuali di quel momento temporale, di quel settore specifico, e i tempi spesso troppo lunghi tra il momento naturalmente della richiesta e il momento della concessione dell'aiuto. E così via. E allora, l'ultima, che cosa la pubblica amministrazione deve in qualche modo avere presente per dare delle risposte, insomma, più coerenti alle esigenze. Allora, a gran voce, la parola semplificazione è la parola, insomma, che abbiamo tutti richiamato: semplificare le procedure, utilizzare nella modulistica, nei bandi, un linguaggio che sia più semplice, più accessibile, ma soprattutto individuare dei punti di assistenza tecnica che accompagnino le imprese stesse nell'accesso ai bandi e che forniscano un'assistenza non soltanto nel momento iniziale, ma in itinere, nel momento della gestione della risorsa e soprattutto nelle fasi poi di rendicontazione finale. Ultimo item su cui mi soffermo è anche, ero sempre nella slide precedente, girando tra i territori, l'eco, diciamo, che ci ha accompagnati in questo lavoro è: ma perché non fare uno sforzo e lavorare su una documentazione amministrativa che sia standard tra regioni, che in qualche modo avvicini l'utente ad una modalità, di pensare, di vedere e di usare strumenti che non faccia troppa differenza tra un territorio e l'altro. Ultima, naturalmente tutto questo insieme di dati e questo patrimonio è a disposizione di tutti, le necessità che le imprese venete in occasione e alla vigilia della nuova programmazione chiedono: una informazione tempestiva sulle opportunità di finanziamento, assistenza, lo dicevamo, nell'adempimento delle pratiche amministrative e assistenza nell'elaborazione dei contenuti della richiesta stessa. Come si diceva, c'è quindi una chiamata a responsabilità da parte delle amministrazioni e mi pare che però lo sforzo di stare insieme e avere, se non altro, tutti chiaro questo obiettivo sia già un ottimo punto di partenza. C'è da capire come operativamente una risposta a queste richieste potrà essere data e come agire per la semplificazione di alcuni aspetti che, lo dico da gestore, diciamo, di progetti, impegnano parecchio e richiedono risorse umane dedicate a un'attività che in questo momento ancora non è nel DNA delle imprese.
Dottoressa, se mi sente? Sì, sì, c'è una domanda, vedo un'alzata di mano. Ho perso la linea di nuovo per un attimo. Vedo un'alzata di mano, allora andrei incontro insomma un po' all'apertura. Assolutamente sì. Allora io mi permetto solo di dire che tutto questo materiale la Camera lo ha, per quello che so, già messo a disposizione di tutti i policy maker, delle imprese, continuerà a farlo. Ci sono anche, al di là del report particolarmente ricco, complesso, ma veramente ci sono tantissimi ambiti di esplorazione che sono toccati, ci sono delle sintesi, ci sono anche degli approfondimenti ad hoc che l'Agenzia peraltro ci aveva chiesto e che intendeva mettere a disposizione delle amministrazioni proprio in questa fase transitoria e di avvio della nuova programmazione. Quindi penso al tema della green economy, penso alle relazioni delle imprese con il mondo dell'università e della ricerca, piuttosto proprio al tema delle catene globali di generazione del lavoro, del valore, chiedo scusa, e sono tutti documenti disponibili e fruibili che la Camera può mettere a disposizione di tutti. Naturalmente per qualsiasi cosa c'è la disponibilità naturalmente nostra centralmente insieme a voi a essere a fianco insomma in qualsiasi altro passaggio. Grazie, grazie. No, non mancheremo di sistemare anche proprio una pagina del sito in modo che sia tutto fruibile come patrimonio condivisibile, senz'altro. E allora, vedo una manina alzata, Confcommercio Asconchioggia, Alessandro Darè, per cui darei appunto l'intervento. Non c'è l'audio per questi interventi, ma c'è la voce. Prego. Buongiorno, mi sentite? Sì, sì, sentiamo bene. Bene, allora sarò molto breve, solo due domande e una constatazione. Prima il dottor Sabatini ha detto che c'è un grosso calo di investimenti costante nelle infrastrutture da diverso tempo. Io rappresento una zona Chioggia che siamo agli anni 60 come infrastrutture, come strade e come servizi. Quindi visto che c'era in collegamento anche il rappresentante della regione, chiedo se è possibile eventualmente cominciare a pensare anche a questa parte della regione, che siamo veramente abbandonati con le infrastrutture e tutto. La domanda è: dobbiamo per le nostre imprese semplificare il più possibile l'agevolazione a questi bandi, anche perché a volte sono talmente complicati che a metà strada molti dei nostri imprenditori, che tra l'altro rappresentiamo le piccole e medie imprese, abbandonano proprio perché non ce la fanno a stare dietro tutta la burocrazia. La cosa, poi devo dire un'ultima cosa che ha fatto presente Somariva, che saluto tra l'altro, che è una persona dei nostri che ho molta stima di lui e del lavoro che sta facendo per la Confcommercio. Meno male, Presidente, meno male. L'aspettiamo quando vuole venire a Chioggia, è sempre benvenuto. Sempre pronto. Una baruffa la faccio volentieri. Una cosa che mi ha fatto male su una slide che ho letto, che mi fa male e mi fa rabbia, che una piccola impresa è un'impresa mancata. La piccola impresa per decenni, ancora adesso, è quella parte di imprenditoria che tiene in piedi l'Italia. Non abbiamo mai chiesto niente a nessuno, apriamo le nostre attività alle 6 di mattina e le chiudiamo quando non si sa. Quindi essere anche tacciati di essere imprese mancate mi fa rabbia e mi fa anche male. Quindi se vogliamo portare avanti tutto questo discorso, contenimento dei costi, contenimento dei consumi, contenimento dell'inquinamento, dobbiamo investire, questo lo dico anche alla Regione Veneto, dobbiamo investire soprattutto da questa parte del Veneto in infrastrutture. Pensate che noi siamo chiamati la piccola Venezia e non abbiamo neanche un collegamento diretto di acqua con Venezia. È una cosa vergognosa che da 30 anni portiamo avanti questa lotta. Grazie, scusate se sono stato un po' evasivo. Prego, non so se il dottor Romano vuole dare un riscontro sul fronte delle infrastrutture. No, beh, non sono, allora anche se coordino effetti non sono esperto di infrastrutture, penso che sia un problema complesso. Penso che la prima risposta adesso dovrebbe arrivare dal PNRR, credo che ci dovrebbero essere lì le risposte.
Posso dire una cosa, se non ci sono altri interventi dalla platea virtuale? Prego, prego. Allora, mi pareva di aver intuito, capito dalla nuova politica di coesione che si apre una nuova via per accedere alle risorse. La via tradizionale era: io impresa, grande, media, piccolo, micro, ho un'esigenza, devo acquistare un'attrezzatura o fare una certa attività, vado a cercare i bandi che possono soddisfare questa mia esigenza, mia personale della mia azienda, e poi accedo al bando cercando di superare tutto l'impatto burocratico e pesante che c'è. Mi pare che adesso si privilegi, non si rende esclusiva, l'idea di azioni collettive. Quindi la singola impresa, che è quella che ha risposto al sondaggio fatto da Unioncamere, dovrebbe pensare dovrebbe trovare qualcuno che gli racconta che cosa si può fare insieme agli altri per poter crescere. E allora questa mediazione chi la fa? I consulenti? Non sarebbe giusto che la facessero i consulenti. Gli offerenti, le istituzioni, le associazioni di categoria. Ma questa strada, lo dico a Massimo Sabatini perché Santa Romano non lo vedo, è una strada che si può percorrere, su cui si può costruire, perché questa sarebbe veramente la svolta, non totale, ma l'inizio di una svolta delle relazioni tra pubblico e privato, altrimenti diventa un po', cioè torniamo alla musica di prima, che è stata utile perché alcune imprese ci hanno guadagnato, ma che sarà sempre condensata nei soliti noti. Posso allora intervenire un attimo? Sentivo, avevo scollegato perché sto facendo una cosa. Allora qua il tema è abbastanza complesso. Allora, un conto a parlare di infrastrutture, qui è chiaro che certo. le grandi infrastrutture deve fare lo Stato. Sì. Le infrastrutture locali deve fare la Regione se ci sono delle disponibilità. Giusto per darvi un riferimento così, adesso il Ministero per la Coesione e il Sud ha dato una prima tranche di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. La ripartizione, dicevo prima, è 80% Sud, 20% Nord. Okay. Ecco, noi abbiamo avuto circa 90 milioni, la Regione Campania, ma lo dico solo perché mi ricordo la Regione Campania, non mi ricordo la Sicilia, comunque ha oltre 700 milioni. Oltre 700 milioni. Noi ne abbiamo 92. Così. A livello di accesso ai fondi, allora, i regolamenti comunitari sono complessi. È vero, si parla di semplificazione, ma se andiamo a mettere vicini, ma proprio vicini sulla carta, i regolamenti comunitari, c'è una scala, solo che la scala cresce, non diminuisce. Quindi ci sono degli strumenti di semplificazione, ci sono i costi forfettari, scusate, le spese forfettarie, ci sono i costi standard, ci sono molti strumenti di semplificazione. Sul Fondo Sociale lavoriamo a costi standard ormai da quasi 10 anni. Ciò nonostante, accedere ai fondi comunitari non è semplice. Allora, per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, quello di risorse umane, la Regione Veneto, come diverse altre regioni, ha degli enti accreditati che sono accreditati, controllati, monitorati dalla Regione Veneto, che lavorano per l'azienda, per i disoccupati, eccetera, gratis, perché all'interno di questo standard c'è la remunerazione del lavoro. Per l'accesso ai fondi tipo il FES questo non c'è, sicuramente questo è una cosa su cui si dovrebbe lavorare, ma è chiaro che la microimpresa, l'impresa artigiana con 2 persone, non è che fa un progetto e presenta un progetto, perché altrimenti farebbe un altro lavoro, deve appoggiarsi a qualcuno, a un soggetto, che ce ne sono molti che lavorano bene, che presenti i progetti. Poi la regione favorisce le aggregazioni, molti bandi regionali favoriscono le aggregazioni di impresa, non la favoriscono solo perché è più semplice poi accedere con un progetto a un determinato fondo, ma favoriscono l'aggregazione di impresa perché ovviamente tra gli obiettivi che c'è quello di creare aggregazioni di impresa per avere imprese più forti, non solo per fare un investimento sulle attrezzature e sulle risorse umane, ma perché avere imprese che si mettono in rete poi vuol dire tante cose, tante più opportunità. Però è chiaro, dobbiamo avere bene in mente, non è che il FESR, un'azienda artigiana di 2 persone, per esempio, paritariamente, si rivolgerà,
potrei dire a chi, ma non posso dirlo, a un'associazione di categoria, a un esperto in progettazione comunitaria, eccetera, che prende il progetto. Poi le risorse che abbiamo sono relativamente tante, dicevo che le risorse della prossima politica di coesione sono in aumento importante, ma sono insufficienti. I bandi che sono stati fatti, ad esempio dall'assessorato sviluppo economico nell'ultimo anno, hanno una richiesta che è molto maggiore rispetto alle disponibilità. Lo stesso quando facciamo i bandi di formazione continua, prima abbiamo fatto vedere l'ultima slide, no? Il bando, quello di 14 milioni, arriveranno molte richieste in più. Questo dal lato è positivo, vuol dire che il territorio risponde, dall'altro avremo bisogno di più risorse, per quello prima ho citato, ma non per fare polemica, ho citato disponibilità diverse che ci sono in altri territori, quindi ovviamente provate a utilizzare bene le risorse, le aziende piccole è opportuno che si mettano insieme o che si rivolgano a un soggetto specializzato. Poi ci sono bandi per le aziende piccole, abbiamo fatto bandi tarati apposta per i piccoli e alcuni interventi che sono tarati per le imprese un po' più strutturate, tenendo conto, lo sappiamo benissimo anche noi, che il 90% delle aziende venete è una microimpresa, quindi ha meno di 9 dipendenti, quindi è chiaro che gli interventi dei bandi regionali sono anche fatti perché accedano non solo le microimprese, ma ad esempio adesso fra poco usciremo con un bando che avrà una riserva per i liberi professionisti, che è un'altra categoria che non sempre accede facilmente ai fondi, ai diversi tipi di fondi. Scusate, ho approfittato per dare qualche chiarimento in più. Interessantissimo, anzi grazie al bando per i professionisti, perché in qualche modo si fa luce anche su questo ruolo, no, molto importante che c'è nello sviluppo d'impresa. E volevo approfittare, adesso chiedo casomai alla collega di annotare nella chat proprio anche il sito del sistema camerale contrattidirette.registroimprese.it per preparare il terreno, quindi in qualche modo c'è anche un aspetto statistico in questo sito del registro imprese dedicato ai contratti di impresa e in cui si può andare a scaricare l'elenco con tutti i contatti di tutti i contratti di rete regione per regione, andare a vedere cosa fanno, chi sono le aziende in rete, quali temi hanno deciso di trattare insieme e quali insomma sono le attività che ciascuna svolge per conto proprio, insomma, per cui il contratto di rete calza a pennello con il desiderio di autonomia della micro piccola impresa, perché il programma di rete mette nero su bianco cosa si è deciso di mettere sul piatto insieme e coordinare assieme, quale investimento o meno si voglia fare insieme, addirittura va a codificare dal punto di vista della proprietà intellettuale dei risultati laddove si va a fare ricerca assieme e chi lascia la rete può uscire con o senza parte dei risultati di questo lavoro di innovazione che si è fatto insieme. Quindi è uno strumento flessibile, ci sono reti leggere, reti pesanti, rete fatte di imprese complementari, no? I piccoli, pensate a chi fa il contract nelle catene alberghiere, dall'idraulico al tappezziere, tutti assieme e prendono il contratto, e chi invece è un contratto di rete tra competitor. La prima in Veneto, lo ricordiamo sempre, è quella dei calzaturifici della Riviera del Brenta, no? Dove si è deciso di mettere in comune un problema, la rete mette in comune un problema, in quel caso all'origine era proprio l'invenduto, per cui per tenere leggeri i magazzini dei negozi in qualche modo si garantiva il ritiro dell'invenduto, della calzatura e insieme si decideva la distribuzione attraverso una rete di outlet. Quindi le reti risolvono problemi comuni oppure permettono di competere in sfide comuni che da soli, da piccoli, non si riuscirebbe ad affrontare. Quindi è uno strumento che le camere di commercio monitorano, è presente l'indicazione in visura, chiedete informazioni da questo punto di vista, il registro imprese è a disposizione. Visto che se ne è parlato, partiamo da questo preparando il terreno per i nuovi bandi che avranno questa priorità. Quindi abbiamo già sentito la differenza tra un contratto di rete con o senza personalità giuridica, la rete innovativa regionale e poi ovviamente ci sono le classiche formule, insomma, del consorzio, degli altri agreement o l'associazione temporanea a progetto. Quindi ci sono varie forme per mettersi trasversalmente in rete. Chiedo, sollecito, verifico, c'è una mano alzata, allora vado a vedere da parte di Sabattini, la mano alzata, prego, dottor Sabattini. Sì, volevo solo aggiungere qualcosa rispetto alla sollecitazione che
che dava qualche minuto fa il dottor Sommariva. Il tema della collaborazione tra soggetti diversi, sia imprenditoriali sia diciamo del mondo della ricerca e dell'innovazione, è sicuramente una delle aspettative della Commissione europea nel momento in cui mette in campo queste politiche, sia perché le regole in un certo senso accompagnano verso quella direzione, e sia perché, diciamo così, anche nel modo con il quale l'amministrazione italiana sta adottando queste regole, un po' si cerca di promuovere questo tipo di attività, in particolare per quanto riguarda il tema della ricerca e dell'innovazione. Intanto c'è da ricordare che il regolamento nuovo del FESR considera finanziabili le grandi imprese soltanto quando fanno attività assieme alle piccole e alle medie imprese e ai centri di ricerca. Quindi diciamo così, c'è in certo senso un accompagnamento verso questa attività di ricerca collaborativa. E quando andiamo a guardare l'accordo di partenariato, la bozza che si sta attualmente discutendo, l'obiettivo specifico 1, cioè il primo praticamente tra quelli che dovranno dare un po' il dettaglio dell'azione, c'è proprio lo svolgimento di attività di ricerca collaborativa e gli scambi di conoscenza, anche di carattere regionale, tra imprese di diverse dimensioni, università e organismi di ricerca, anche attraverso accordi e partenariati. Questo perché? Perché sapete, la programmazione dell'attività di ricerca e innovazione viene in qualche modo orientata dalle strategie di specializzazione intelligente di livello regionale, che confluiscono poi in una strategia regionale. La Commissione europea si aspetta che i territori che hanno specializzazioni complementari anche al di là dei confini nazionali in qualche modo rafforzino questa collaborazione. Voi stessi l'avete ricordato all'inizio, come aree come quelle del Veneto siano strettamente collegate, quasi funzionalmente collegate ad altri territori europei rispetto ad alcune filiere lunghe. Ecco, diciamo, questo tipo di collaborazione viene promossa e sostenuta dai regolamenti e la Commissione europea spinge gli Stati membri, sicuramente spinge anche l'Italia, a promuovere questo tipo di collaborazione. Quindi avremo entrambe le modalità, sia quelle di sostegno diretto, sia soprattutto per le attività più, ad alto valore aggiunto, le attività di ricerca e di innovazione di tipo collaborativo. Quindi il doppio binario c'è. Perfetto. Con certe caratteristiche, ovviamente, come quelle che ha ricordato lei. Va bene. Grazie. Grazie, dottor Sabatini. Se ci sono altre domande, allora mi pare che non vedo in chat, verifichiamo, sì, ringraziano, insomma è molto chiaro, hanno detto. Basta, sì, non vedo altre sollecitazioni, però abbiamo scatenato insomma le riflessioni. Diciamo che ci vuole... Sì, sì. Non so se il dottor Romano vuole aggiungere qualcosa al quadro informativo prima di passare un po' alla chiusura al nostro presidente Massimo Zanon. Prego, dottor. No, mi sembra di aver detto prima, insomma, quindi va bene così, grazie. Allora, io intanto ringrazio e lascio una chiusura, una riflessione finale al presidente Massimo Zanon. Prego. Si è assentato forse un attimo. Ok. Allora lascerei al segretario generale, prego. Sì, intanto grazie ai relatori, grazie a tutti voi che avete partecipato, credo che sia stato molto molto interessante. Discendono alcune considerazioni necessariamente, quindi la grande responsabilità che i diversi livelli di decisioni hanno in questo momento, e penso a livello nazionale, quindi lo sforzo che dovrà essere fatto nel decidere dove andranno queste risorse, come andranno ripartite, questa veramente grande quantità di risorse, questo va detto, va sottolineato, e speriamo appunto che sia la necessaria attenzione per tutti i territori in modo equo e proporzionale alle esigenze. Dall'altro poi, quindi da livello nazionale a livello regionale, quindi altrettanta grande responsabilità della regione nel gestire questa fase assolutamente delicata. Riuscire a sentire tutti non sarà facilissimo, ma è necessario fare
il massimo dello sforzo possibile anche per poi riportare a terra e rispondere alle esigenze del territorio. Dall'altra parte è il livello ancora più in basso, tra virgolette, quindi il sistema associativo deve prevedere e segnalare quelle che sono le esigenze delle imprese, dei territori e aiutare le imprese poi nel ottenere le risorse, nel fruire, diciamo, delle notevoli risorse che sono messe a disposizione. Certo non saranno sufficienti per tutti, ma sicuramente potranno essere un aiuto importante per la ripartenza del nostro territorio come del resto del paese. Ancora una volta quindi grazie a tutti voi e vediamo di migliorare, di aiutarci tutti quanti in collaborazione per arrivare all'obiettivo comune, quindi la ripartenza del nostro paese. Grazie ancora una volta. Solo una nota tecnica e chiudiamo. Mi unisco ai ringraziamenti per la resilienza, perché abbiamo un bel numero ancora collegato, e riceverete i materiali, ecco, gli iscritti riceveranno tutti i materiali, anche la guida ai finanziamenti comunitari, e vi preghiamo, e quindi anche le slide dei relatori, e vi preghiamo, per chi riesce a rimanere 2 minuti in più, di compilare anche la customer che apparirà a scherma, a chiusura di schermata in qualche modo, se no vi verrà mandata via mail, ma è breve, è insomma giusto per contribuire a migliorare i nostri servizi. L'evento sarà poi, visto che è registrato, disponibile in YouTube e niente, stimoliamo in qualche modo la partecipazione dal basso a questa ampia consultazione, ringraziando la Regione Veneto per il metodo chiaro, decisamente chiaro, e in qualche modo ci facciamo tramite come sistema camerale proprio per decodificare ancora di più tutto questo nuovo glossario che portiamo a casa e che forse ha bisogno di essere diffuso ed diventare un po' più familiare anche per le imprese. Grazie a tutti i relatori, alla Regione Veneto con Santo Romano, disponibilissimo anche per lungo periodo, per cui grazie della chiarezza. Ringrazio Massimo Sabatini per il quadro d'insieme, perché così ci si colloca in maniera più efficace. Ringrazio la dottoressa Labia del sistema e mettiamo a disposizione sia il report completo sia il summary report, proprio con le statistiche e le esigenze delle imprese. E ringrazio anche i tecnici Candone e Sommariva, perché ci hanno dato un po' la completezza del quadro delle parti in gioco, pubblica amministrazione, imprese, siamo qui a cercare di fare il nostro meglio per far fronte a queste belle opportunità che arrivano. Grazie a tutti, grazie a nome del Presidente, insomma adesso lo risentiamo, faremo un follow up su questi temi, di sicuro ne facciamo tesoro. A tutti. Grazie, arrivederci. arrivederci. Buona serata. Grazie a tutti, grazie.